Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Isabella De Monte di Italia Viva, Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare, sempre nell'ottica delle prossime elezioni europee che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno. Andiamo subito a cominciare però dalla pagina del tempo e quindi dalle previsioni meteo con il sito dell'Osmerarpa regionale. Diamo un'occhiata alla situazione generale, poi vedremo la nostra rassegna stampa del mattino. Allora, la situazione generale: una depressione con aria fredda in quota si sposta dall'Alto Adriatico ai Balcani, favorendo instabilità atmosferica. Da mercoledì, quindi da domani, tempo progressivamente più stabile per il rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo. Quindi oggi cielo in genere variabile ma con più schiarite verso la costa. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili nelle ore pomeridiane e serali e nelle zone interne. Possibile qualche isolato temporale un po' più forte. Domani, mercoledì 5 giugno, possibili piogge residue nella notte tra pianura e costa. In giornata cielo da poco nuvoloso sulla costa, variabile sui monti con possibili locali rovesci anche temporaleschi più probabili sulla zona montana tra il pomeriggio e la sera. Giovedì 6 giugno invece sui monti variabile con la possibilità di qualche pioggia sparsa o qualche rovescio temporalesco pomeridiano, mentre su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, venti a regime di brezze. Ancora uno sguardo alla situazione di venerdì, eccola qui. Sempre cielo da poco nuvoloso sulla costa, variabile sui monti. Questo è il quadro meteo per quanto riguarda le previsioni dell'Osmerarpa regionale. Allora andiamo a vedere ora i giornali in edicola quest'oggi, a cominciare dal Piccolo di Trieste, come facciamo di solito. Allora, università, tasse leggere, l'approfondimento in prima pagina, aperte le immatricolazioni per il prossimo anno accademico. Di Lenarda, dovere etico dell'Ateneo pubblico supportare i redditi medio-bassi, niente aumenti, sale a 30.000 euro il tetto ISEE per l'esenzione totale, 3 nuovi corsi di laurea. Poi ancora una ripresa della tragedia, il Natisone, i punti oscuri, procura al lavoro per ricostruire le chiamate dei soccorsi. Il ministro chiede una relazione con quali tempi e quali modalità sono stati attivati i soccorsi allertati nel primo pomeriggio di venerdì per tentare di salvare le vite di Patrizia, Bianca e Christian. Partiranno da qui le indagini coordinate dalla Procura di Udine per far luce su quanto accaduto a Premariacco. Ricerca le istanze da sviluppare tra Friuli Venezia Giulia e Bruxelles, audizioni in regione. E poi ancora il caso Englaro, condannato l'ex DG della Sanità lombarda, secondo la Corte dei Conti agì per concezione personale. Qui vediamo una bella immagine dei fan di Ultimo, le ricadute economiche: oltre 1000 pernottamenti per lo staff, effetto concerti per gli alberghi, con Pezzali si va verso il sold out. Operato l'uomo accoltellato, sto meglio, trovate il folle. È stato operato il 37enne accoltellato in via D'Azeglio da uno sconosciuto che urlava frasi sconnesse. Vidiz, l'ex funzionaria che fece parte del primo team dell'ICTP, vediamo appunto qui un approfondimento di Nicole Brusaferro sulla prima pagina del Piccolo. E poi ancora, per quanto riguarda le guerre, spiragli di intesa Israele-Hamas, lo scoglio della tregua. E poi il mazzo di carte Modiano, un poker di Vecchia Trieste. E infine basket, stasera il via alla finale. Andiamo a vedere l'edizione di Gorizia e Monfalcone, che poco si discosta da quella triestina, se non per la stagione record per il Teatro Verdi di Gorizia, pubblico cresciuto dell'8%. Al Teatro di Gorizia sold out 13 spettacoli. Questo è l'approfondimento, ma anche su Monfalcone vediamo il piano, pronto soccorso all'ospedale di San Polo, nuovi spazi entro la fine del 2025. Ancora destino incerto degli autovelox di Terranova e Pieris, dopo le ultime vicende di cui vi abbiamo già ampiamente parlato. Ancora l'evento Gorizia 2025 contagia anche la Carinzia. Andiamo a vedere i quotidiani nazionali
internazionali. Allora, qui siamo sulla Repubblica, lo spettro del non voto e la scelta appunto del quotidiano Savino della CEI sulle riforme noi vescovi non possiamo tacere. Poi ancora l'antisemitismo minaccia l'Europa. Qui vediamo il tennis, impresa Djokovic, soffre ma vince, Sinner deve attendere ancora. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, frenata di Salvini sul Quirinale, Meloni e la sinistra che non rispetta il Colle, e sul premierato se perdo non lascio. Dopo le polemiche il senatore Borghi straconferma la richiesta di dimissioni. Conte un attacco indegno. Vediamo noi europeisti solo solidali con Mattarella, intervista con Tajani. E poi il fedelissimo del leader no euro no vax, Borghi e l'ascesa nel carroccio. La guerra in Medio Oriente, Gaza, spiragli di intesa, Netanyahu tregua ma per ora ha tempo, l'Egitto, Hamas apre. Vediamo ancora anche qui il tennis, il serbo acciaccato vince in 5-7 a Parigi, oggi in campo Sinner, infortunio rimonta impresa, Djokovic campione indomabile. Poi ancora Padova, la lite poi oggettato Giada dal cavalcavia, la confessione ritrattata dell'ex di Giada. Ancora l'ho vista e speravo che Patrizia fosse viva, i ragazzi annegati appunto nel Natisone, il soccorritore parla, dice: i genitori mi hanno chiesto del bracciale, della collana, erano di Patrizia, così ci siamo abbracciati, avrei voluto ritrovarla in vita. Il racconto di Emanuele, il volontario della protezione civile che non è purtroppo riuscito a salvare una delle ragazze. Allora, il Sole 24 Ore, Gaza, spiragli per un'intesa, Netanyahu, obiettivo distruggere Hamas, distrutto e danneggiate il 55% delle case. Poi ancora compagnie aeree, utili a 30 miliardi e mezzo per quanto riguarda le compagnie aeree mondiali che fanno utili a palate, anche con l'aumento dei prezzi dei biglietti, verrebbe da dire. Ancora eco bonus, auto elettriche, incentivi esauriti nel primo giorno di prenotazioni, questo il panorama. Vediamo La Stampa, attacco a Mattarella, governo in tilt, questo è invece l'approfondimento della Stampa, il timore di Fratelli d'Italia, tentativo di sabotare il premierato, le opposizioni, troppi silenzi a Palazzo Chigi. Salvini corregge il tiro, la Lega rispetta il presidente, Tajani si sbarca, Meloni caso chiuso. Quindi Salvini fa la parte di quello che vuole superare l'incidente, Tajani prende le distanze dai leghisti, Meloni glissa sullo scomposto attacco degli alleati a Mattarella. Ancora vediamo l'intervista a Zagrebelski, in corso l'occupazione del potere, dice in questa intervista ad Annalisa Cuzzocrea. La Premier, sono io l'unica censurata, parla Giorgia Meloni. Poi ancora la polemica, giocare con la 10ª Mas riduce la storia a farsa. Il generale Vannacci è candidato per la Lega alle europee, Pina Castiello, sottosegretario ai rapporti col Parlamento in quota Lega, entrambi evocano appunto la 10ª Mas. Qui una bella immagine, signora Messico, Sheinbaum presidente dovrà guarire il paese dalla violenza, la prima donna presidente in Messico. A Claudia contro i narcos serve un approccio a lungo termine, basta con le visioni miopi, la voce di Paco Ignacio Taibo, secondo arriva stanca, ha scrutato ogni piega di queste elezioni. Vediamo Gaza, Netanyahu frena la tregua offerta da Biden, e ancora l'Ucraina, ma la pace di Zelensky può ignorare Putin. Vediamo il Fatto Quotidiano, bellicisti giù, il francese rischia di arrivare terzo, il tedesco quarto, Macron, Scholz e NC a picco nei sondaggi. Guerra nell'urna, le destre avanzano dappertutto, Le Pen e i socialisti davanti in Francia, SPD dietro 3 liste, rischi pure per Michel e Sanchez. Qui vediamo appunto un'analisi delle europee da questo punto di vista. Poi ancora sempre la tregua, Gaza, il piano Biden, Hamas dice sì ma Bibi vuole farla saltare. E ancora questo caso che non abbiamo trovato negli altri giornali, Borgonzoni finanzia le sfilate di Ferretti che le presta gli abiti, il Ministero della Cultura fa da sponsor. Il 26 maggio 23 a Rimini c'è stato un defilé della stilista romagnola, presenti la
ministra Santanchè e la sottosegretaria appunto Borgonzoni al MIC, entrambi i dicasteri hanno versato soldi per l'evento. Vediamo ancora Libero, l'ammucchiata anti-USA, questo è il titolo forte appunto scelto da Libero, sono i soliti comunisti, Dem, Verdi e 5 Stelle vogliono portare l'Italia fuori dalla NATO, una follia che ci schiererebbe contro l'Occidente. Il G7, Hamas accetti l'accordo con Israele. Meloni e l'Annunziata, una menzogna dire che è stata censurata, voleva candidarsi. Poi ancora Farage si presenta e spariglia le elezioni nel Regno Unito, ritorno in corsa dell'uomo della Brexit. Vediamo ancora il Domani, Meloni Salvini, asse contro il Colle, con Mattarella e tregua armata. Non solo la sfida per l'Europa, la sinistra si conta anche nelle città. Dopo gli attacchi dei leghisti, la Premier applaude l'alleato che fa un passo indietro, ha tutto il nostro rispetto. Sulla sanità la relazione del governatore di Banca Italia smonta le bugie del governo, l'Italia tra i peggiori d'Europa. Messico, il trionfo normale di Sheinbaum, stravince la candidata progressista, prima donna eletta alla presidenza del Messico, mostra che la fase progressista, scrive La Stampa, del paese non è effimera. Allora, torniamo sul Piccolo, nell'edizione di Trieste, allora eccolo qui, approfondiamo la questione dell'Università di Trieste, che ieri ha fatto partire le immatricolazioni 2024-25 all'Ateneo di Trieste, innalzata la soglia ISEE, a Pordenone parte anche dietistica, no tax area a 30.000 euro in nuovi corsi. Queste le novità principali annunciate ieri, ne abbiamo parlato anche noi in un servizio, rivediamolo insieme. Via alle immatricolazioni per il nuovo anno accademico dell'Università di Trieste. A disposizione dei futuri iscritti un'offerta formativa ampliata nell'ultimo triennio, con l'attivazione di 8 nuovi corsi di laurea che vanno a comporre un quadro di 43 lauree triennali a ciclo unico, oltre a 37 magistrali, nelle 3 macro aree tecnologico-scientifica, scienze della vita e della salute e scienze sociali e umanistiche. Novità per l'anno accademico 2024-25, il corso di primo livello in dietistica, in attesa di accreditamento ministeriale, che sarà attivato nella sede di Pordenone. Il 1° luglio saranno poi presentati ufficialmente i corsi di laurea magistrale in Engineering for the Energy Transition e in European Policies for Digital, Ecological and Social Transitions, 2 assolute novità rispettivamente a livello internazionale e nazionale. Tra le novità più attese l'innalzamento della no tax area, che arriva a 30.000 euro con ISEE università inferiore o uguale a questa cifra, mantenuti anche tutti gli esoneri totali e parziali, riduzioni e contribuzioni per merito. Buone notizie anche dall'annuale rapporto Alma Laurea. L'Ateneo di Trieste garantisce un lavoro a 12 mesi dal titolo all'81,6% dei laureati triennali, a fronte del 75,4% della media nazionale e dell'80,2% del Friuli Venezia Giulia. L'ufficio orientamento organizza durante l'estate visite guidate al campus di Piazzale Europa, curate dagli studenti tutor dei corsi con prenotazione obbligatoria. Allora, queste le novità per quanto riguarda appunto l'Università di Trieste. Torniamo a vedere le pagine dei giornali, in particolare le pagine regionali, verso le europee. L'attualità, sistema dei trasporti dell'Alto Adriatico, 2 sfide del nord-est in Europa, titola Il Piccolo. Gli eletti devono evitare che l'economia nordestina si allontani dai nuovi assetti dei mercati. L'Unione Europea è chiamata a capire che se non si aiutano i porti si rischia di produrre un danno europeo. Questa è la partita su chi deciderà a Bruxelles, il commento anche di Giorgio Perini appunto sul Piccolo. L'inchiesta che terremotò il Veneto, Mose 10 anni fa, la grande retata, il caso di corruzione più clamoroso registrato nel corso della storia della Repubblica, così approfondisce oggi appunto il Piccolo. Poi c'è naturalmente una ripresa della tragedia di Premariacco, la procura ricostruisce le chiamate ai soccorsi
soccorsi, il ministro dice luce sui tempi. L'indagine serve a verificare le modalità di attivazione della macchina che ha gestito l'emergenza. Musumeci ha formalizzato la richiesta urgente di una relazione su quanto accaduto. Il fascicolo resta senza indagati, il pubblico ministero non ha ritenuto al momento di disporre l'autopsia. L'istanza da Roma punta a ottenere le informazioni sulle primissime attività svolte da strutture pubbliche. I punti da chiarire: la telefonata d'aiuto dei 3 amici arriva alle 13:30, mobilitati prima un soccorso tecnico e poi uno sanitario. Perché non è stato attivato immediatamente l'elisoccorso con l'equipe composta dal pilota, un anestesista, un infermiere, un tecnico vericellista e un tecnico di soccorso alpino? E questa è la domanda che si pongono in molti da quando Patrizia Cormos, 20 anni, di Campoformido, Bianca Doros, 23 anni, e Cristian Casian Molnar, 25, entrambi residenti in Romania, sono stati inghiottiti dal fiume Natisone. Poi ancora, a che ora arriva la prima richiesta di soccorso alla centrale del NUE? Il numero d'emergenza pare sia stata, da quanto si è appreso, alle 13:30. I ragazzi stessi hanno chiesto aiuto. Alle 13:47 l'elisoccorso viene attivato. A quell'ora il NUE riceve la chiamata di un cittadino secondo il quale i ragazzi sono in pericolo. L'elisoccorso con l'equipe sanitaria e tecnica che ora arriva dalla zona del Ponte Romano a Premariacco. Dal decollo l'elisoccorso arriva sul posto in una manciata di minuti, intorno alle 14, ma è troppo tardi perché i ragazzi sono già stati travolti dalla corrente che abbiamo visto. Insomma, è stata, la piena è stata davvero improvvisa, perché poi ancora i Vigili del Fuoco non chiedono subito il soccorso sanitario. Il comandante provinciale Basile assicura che i tempi di attivazione e intervento sono compatibili con i protocolli e le procedure in vigore. Poi ancora, a che ora l'autista dello scuolabus nota i ragazzi sull'isolotto non ancora invaso dall'acqua? Secondo il sindaco di Premariacco De Sabata, l'autista dello scuolabus transita nella zona e nota i ragazzi sull'isolotto alle 13:25. A quell'ora la spiaggetta è completamente asciutta. 10 minuti più tardi, quando l'autista dello scuolabus rientra da Iplis di Premariacco, la situazione è cambiata, i ragazzi sono in difficoltà, quindi è davvero stato velocissimo. A chi si rivolge l'autista dello scuolabus? Segnala i ragazzi in difficoltà ai carabinieri di Premariacco, che a loro volta contattano i vigili del fuoco. Insomma, viene ricostruita tutta la vicenda nel dettaglio. Passiamo ad un'altra vicenda, sempre riguardante la nostra regione, ma di qualche tempo fa. Allora, il caso di Eluana Inglaro. Non aiutò Eluana a morire, ex direttore della sanità lombarda risarcirà l'erario. Il dottor Carlo Lucchina, condannato in appello dalla Corte dei Conti. Papà Beppino dice: noi abbiamo agito nella legalità, gli altri non altrettanto. Non è stata un'obiezione di coscienza, applicate direttive dell'avvocatura regionale. Secondo i giudici fu una concezione personale e etica del diritto alla salute a spingere l'ex vertice a quella scelta. Ancora, le prime misure antiliste d'attesa, regioni scettiche, il nodo risorse per quanto riguarda la sanità pubblica. Le norme approderanno oggi al Consiglio dei Ministri. E il ministro Schillaci dice agenda di prenotazione, De Luca Frotto, il governatore appunto della Campania. Poi ancora a Brescia, bimba travolta di fronte all'asilo e morta poco dopo. Una tragedia, aveva 1 anno e mezzo ed era nel parcheggio della scuola, l'ha investita la nonna di un'altra bambina, i soccorsi sono stati immediati. Ancora il caso, ne parlavamo prima, nessuna traccia del cellulare di Giada, ricerche a oltranza, le indagini sul femminicidio di Vigonza e poi la Cassazione, l'alcol test non basilare per provare l'ebbrezza, questa la sentenza. Ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi abbiamo in linea? Buongiorno. Sì, ispettore Schillani, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno all'ispettore Schillani. Allora, qual è la situazione di questa mattina e poi le chiedo se ci sono segnalazioni particolari. Allora, la situazione al momento è attuale, il traffico è abbastanza scarso, naturalmente visto l'ora
che in questo momento è abbastanza presto, andrà via via aumentando, non prevediamo nulla di particolare, di solito le ore di punta sono verso le ore 9, verso le ore 13-14, dove il traffico si un po' intensifica in città. Per quanto riguarda la mattinata e la giornata non abbiamo manifestazioni che vadano a interessare la viabilità, neanche presidi, vedo qui in agenda, quindi dovrebbe essere una giornata tranquilla. Per quanto riguarda i lavori o alcuni lavori che intesseranno la piazza Foraggi, Viale d'Annunzio e Largo Barriera, sono per rimozioni cavi telefonici, apertura chiusini, quindi cantieri mobili in careggiata, quindi fare attenzione al cantiere e potrebbe esserci dei leggeri rallentamenti, ma nulla di tale. Inoltre ancora oggi, domani, dopodomani si avranno delle riprese cinematografiche lungo varie vie della città, si potrebbe avere delle brevi interruzioni sia pedonali che veicolari. Ieri eravamo nella zona di San Giacomo, via d'arrivo, oggi dovremmo essere intorno a Piazza Unità, Cittavecchia, Donota, Piazza Torcuccherna, via di Cavana. Si potrebbe dopo avere anche in Corso Italia, via Mazzini, ecco, queste sono le zone interessate da queste riprese. Già dalla mattinata? Sì, con orari 8, 11, 16, 20, questi sono gli orari previsti appunto dall'ordinanza, quindi sono brevi riprese, brevi interruzioni, nulla di particolare, non chiusure o cose particolari. Ricordo che c'è il senso unico alternato sulla statale 14 in località Pese, che potrebbe avere dei rallentamenti chi esce da Trieste in direzione Slovenia, quindi in direzione uscita Stato. Inoltre ricordo che da domani verrà chiusa la rampa GVT come d'ordinanza ANAS, quella di Campi Elisi, entrambi le direttrici che portano la grande viabilità triestina, la SS 202. Questa chiusura delle rampe avrà circa per un mese, quindi avremo notevolmente ripercussioni sul traffico sulle direttrici di via del Viano Svevo, per raggiungere poi la rampa di via Svevo, Galleria di Servola per chi esce in direzione Venezia, e naturalmente nell'altra direttrice, naturalmente chi esce dalla GVT sarà più interessata, non potrà entrare, quindi più soprattutto per gli autoarticolati che vanno in porto, quindi il passaggio Sant'Andrea potrà essere interessato da un traffico più intenso. Naturalmente saremo sul posto per monitorare la situazione, eventualmente per la viabilità. Altre cose al momento non ci sono, non abbiamo interventi in atto e quindi restituirei la linea. Grazie delle informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Anche lei e a tutti i telespettatori. Grazie, allora noi andiamo avanti, leggiamo ancora il piccolo e andiamo nelle pagine dell'Istria, Quarnero e Dalmazia per parlare del maltempo, nubifragi a Veglia, allagamenti e danni, l'acqua ha invaso anche il piano terra dell'ospedale rovinando apparecchiature e documenti, si chiede lo stato di calamità. Torniamo invece sull'edizione del piccolo di Trieste, eccola qui, e si parla del concerto di Ultimo e anche del prossimo, che è quello di Max Pezzali. Allora, Ultimo e 1100 posti letto dello staff, già 23.000 biglietti per Max Pezzali, archiviato il primo show in arrivo domani, l'ex 883, domenica allo Stadio Rocco, verso il tutto esaurito. Alle 15 di ieri pomeriggio ha fatto ingresso allo Stadio Rocco il primo dei 13 tir che porteranno a Trieste tutto il necessario per l'allestimento del concerto di Max Pezzali di domenica prossima. Quindi si sta già lavorando non tanto allo smantellamento di quello che era stato fatto per Ultimo, ma al prossimo concerto di domenica. Allora, noi ieri abbiamo fatto un servizio, realizzato un servizio sulla base di quelli che sono stati i successi, le presenze numerose, molto numerose, nonostante la pioggia al concerto di Ultimo. Rivediamo insieme il servizio. Ventimila voci all'unisono in un coro da brividi ad accompagnare Ultimo tra migliaia di luci accese in I tuoi particolari come in tutti gli altri successi.
Non è bastata la pioggia, caduta copiosa proprio a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio del concerto, a spazzare via l'entusiasmo dei fan accorsi allo Stadio Rocco di Trieste per la tappa zero del Tour degli Stadi 2024. Tanti giovani e giovanissimi ad applaudire i successi del 28enne cantautore romano che si è esibito per 2 ore accompagnato da una band di prim'ordine, completata da archi, cori, fiati, l'eccezionale sax di Andrea Innesto e la direzione musicale del chitarrista nostrano Andrea Rigonat. Per la terza estate consecutiva, Ultimo, ancora una volta in cima a tutte le classifiche quest'anno con Altrove, ha scelto gli stadi e la vicinanza al suo pubblico con il palco che si allunga fin quasi a raggiungere la curva. Pubblico che come sempre sa fare la differenza, trasformando l'esibizione impeccabile di Ultimo e dei suoi musicisti in un evento emozionante e unico. Allora, tutto pronto quindi per il prossimo concerto, ma andiamo nuovamente alla cronaca della città. Si riprende la vicenda lo ricorderete, del pizzaiolo accoltellato, è stato operato, dice sto meglio, trovate però quel folle. Il fendente del misterioso aggressore gli ha causato una lesione al diaframma, indaga la polizia. Mi sento abbastanza bene, ora speriamo che lo prendano il prima possibile, parla da un letto d'ospedale di Cattinara il 37enne di origini napoletane, pizzaiolo del locale di via Nordio all'osteria di Casapepe, che venerdì poco dopo mezzanotte era stato accoltellato in via Massimo d'Azeglio da uno sconosciuto che urlava frasi sconclusionate. Ieri mattina il 37enne è stato sottoposto a un'operazione al diaframma, il fendente che lo ha colpito al costato gli ha procurato una lesione, una ferita più profonda quindi di quanto si pensava in un primo momento, di cui l'intervento chirurgico. Ora sono ancora ricoverato, spiega lui, ma mi sto riprendendo. Un'aggressione avvenuta in strada senza alcuna ragione nei pressi della fermata dell'autobus a pochi passi da un'autorimessa di recente ristrutturazione per mano di un individuo di cui al momento si sono perse le tracce che la polizia ancora sta cercando. Qui vediamo la zona dove si è verificato intorno a mezzanotte di venerdì questo agguato. Poi ancora un'altra notizia che abbiamo dato anche noi nel telegiornale di ieri con ampio risalto e poi rivedremo anche il nostro servizio. Proprietà di via Flavio Gioia dalle ferrovie al comune, ospiterà degli stalli regolamentati e la sosta dei taxi. Ne ha realizzato un servizio il nostro Marco Stabile, rivediamolo insieme. È da circa un decennio che il Comune di Trieste tratta con le Ferrovie dello Stato per acquisire la titolarità di via Flavio Gioia. La strada, è arrivata la conferma oggi agli uffici comunali, passa sotto l'egida dell'amministrazione locale. L'obiettivo, ribadito a più riprese dal sindaco, è quello di regolarizzare la sosta in quell'area adiacente alla stazione autocorriere, il parcheggio del Silos a sinistra e la stazione dei treni a destra. Stando a quanto comunicato da Di Piazza, verranno istituiti dei parcheggi a pagamento che eviteranno il ripetersi delle problematiche di intasamento della zona, oltre che riqualificate aiuole e marciapiedi. Anche la fermata dei taxi verrà spostata da Viale Miramare, dove patisce problemi di allagamenti continui e difficoltà di immissione nel traffico, a via Flavio Gioia, un intervento che si inserisce nell'ambito della riqualificazione complessiva dell'intera area, da Piazza Libertà, con gli interventi effettuati nel giardino attorno alla statua di Sissi, sino a Largo Santos, dove verrà eretta l'installazione battezzata L'Occhio di Massimiliano, voluta dall'archistar Kipar, che ha curato il layout di Porto Vivo. Questo a pochi passi dal varco monumentale che permette l'accesso alla bretella che attraversa l'ex scalo asburgico. Insomma, quello di via Flavio Gioia non va visto come un intervento a sé stante, ma come un tassello di una complessiva riqualifica dell'area. Ovviamente resta invece da decidere il futuro dell'ex market della via stessa. Per la maggioranza di centrodestra rimane il no sul centro a bassa soglia per migranti e permane l'ipotesi commerciale. Per il centrosinistra e le associazioni che si occupano di migranti in arrivo dalla rotta balcanica sarebbe invece la soluzione più idonea. Allora andiamo a vedere ancora il giornale per una notizia: lezioni di Pilates a Ponziana nel giardino di via Orlandini. L'iniziativa è dell'associazione Arcai e della circoscrizione. Gli organizzatori dicono vivere lo spazio verde anche per evitare frequentazioni strane. Sappiamo che insomma una delle zone calde e spesso sotto la lente delle forze dell'ordine anche per appunto questo tipo di situazioni.
situazioni strane definite sul piccolo. Centro rifiuti in via Giarizzole, il comune fa partire i lavori a Cegas APS Amga, 14 mesi per realizzarlo con 1,5 milioni per 2/3 del PNRR. Sarà al servizio della parte sud-est della città con un'area di 4.300 metri quadrati, l'acquisto del terreno e la delibera di giunta. Poi ancora fogne danneggiate dai cavi wind sulle rive, intervento riparatore, ne abbiamo parlato anche prima. Poi palestra di San Giovanni, il Partito Democratico all'attacco sui ritardi, l'affondo del consigliere Salvati del cosiddetto cubone di Viale Sanzio a San Giovanni. Qui vediamo anche una ripresa della prima pagina, la storia sul personaggio Vidiz, prima donna al centro di fisica, così entrai nel team di Abdus Salam. Grazie a un annuncio sul piccolo diventò suo assistente. Nel 1958 fu assunta nello staff degli esordi, poi la lunga carriera. Qui vediamo il racconto di Nicole Brusaferro. Era il 58 quando una giovane ventenne rispose a un annuncio di lavoro sulle pagine del piccolo. Quell'avviso le cambierà la vita e da Vidiz diventa poi famosa come scrittrice, regista, storica, esperta del dialetto locale. In realtà conta anche su una lunga carriera all'interno del centro di fisica Abdus Salam. Nella foto abbiamo visto del primo team al lavoro della struttura, è l'unica donna ritratta nel gruppo. Qui vediamo appunto proprio qui alla sinistra è l'unica donna appunto di questo primo team del centro di fisica, e qui è con il premio Nobel Abdus Salam. Il ruolo del premio Nobel nel sistema Trieste. Pricl, nuova delegata del WWF Friuli Venezia Giulia, impegno civile per il territorio, prende il testimone dal marito Fermeglia, la professoressa appunto che abbiamo anche noi intervistato nella recente commemorazione all'interno dell'Università di Trieste proprio dell'ex rettore Maurizio Fermeglia, scomparso un paio di mesi fa. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste. Allora torniamo a leggere i giornali, sono le 7:35, poi avremo anche dopo la nostra rassegna stampa e nel momento in cui ci saranno anche le nostre ospiti. Oggi, lo ricordo, sono entrambe donne, sono Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare, Isabella De Monte di Italia Viva. Avremo anche collegamenti esterni con il nostro Umberto Bosazzi che andrà in varie zone della città a raccontare insomma come si è svegliata oggi Trieste. Allora torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, per un problema che si verifica al lapidario Tergestino. Pioggia nel lapidario Tergestino, problema noto, lo risolveremo. Versamenti causati dalle piogge, sito sempre più visitato assieme al castello, 46.561 ingressi nel 2024 finora. La posizione del comune dopo il maltempo degli ultimi giorni, quindi il lapidario Tergestino spande da sempre, dice l'assessore Rossi, e quando ci sono temporali diventa uno stillicidio, ma i problemi sono quelli di un qualsiasi castello antico, ha commentato l'assessore alla cultura, precisando che comunque non si riportano danni ai beni conservati. Possibile intervenire, negli anni abbiamo fatto vari interventi tampone, numerosi sopralluoghi, i calcoli sono pronti, ma l'intervento è molto oneroso. Al momento ci sono altre priorità. E poi vediamo i visitatori. Il lapidario fa sapere il conservatore del Museo di Antichità Winkelmann Marzia Vidulli, si conferma itinerario molto apprezzato, l'ambiente è suggestivo, quasi tutti i visitatori del castello visitano anche i sotterranei, problemi di infiltrazioni, nessun danno alle statue, solo qualche pozzanghera e solo conforti temporali. Parliamo di aree rimaste chiuse per oltre 500 anni, dice Vidulli. Quando abbiamo inaugurato le sale
quale mancava persino il pavimento. I due triestini vivono on the road per realizzare documentari e materiale divulgativo sulla natura. Il viaggio dei fratelli Ario e Axel sulle rotte atlantiche dei volatili. Vediamo i due fratelli, appunto Ario e Axel Drioli, durante una loro missione sul campo. Ancora un anno di verifiche su inquinanti e odori. La centralina dell'ARPA Mattonaia, qualità dell'aria con polemiche. L'assessore regionale Scoccimarro dice: il monitoraggio reso difficile dall'impasse del comune sull'allacciamento. Potocco replica: tempi lunghi ma tutto risolto. Ma vediamo il nostro servizio proprio sull'installazione di questa centralina per la qualità dell'aria. Vediamo. L'analizzatore di acido solfidrico e l'analizzatore di composti organici volatili. Primo fra tutti il benzene. Tra il benzene e in seconda battuta il toluene, l'osservato speciale numero 1 della centralina dell'ARPA montata su un terreno comunale di Mattonaia. L'operazione, voluta dalla Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con il comune di San Dorrigo della Valle d'Olina, ha l'obiettivo di monitorare i composti organici volatili eventualmente contenuti nelle nuvole odorigene che periodicamente si alzano dai serbatoi della SIOT. Per la rilevazione dei composti organici volatili, e adesso con questa stazione mobile in qualche modo iniziamo anche l'attività di monitoraggio in continuo, quindi diciamo ora dopo ora, di queste sostanze volatili. La funzione sarà proprio quella di valutare un po' l'entità di queste sostanze nella zona di San Dorrigo della Valle, dopo diversi anni dalla nostra ultima, diciamo così, campagna di monitoraggio proprio dedicata a queste sostanze. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro ha fatto chiaramente intendere come si tratti di un'azione mirata per avere prove concrete rispetto all'eventuale nocività dei miasmi che ormai da decenni creano una situazione di profondo disagio agli abitanti della zona. Noi per un anno staremo qui a fare monitoraggio affinché ci sia la certificazione di quelli che sono le origini inquinanti, anche quello d'origine. Noi ovviamente non faremo sconti a nessuno e pretenderemo che la qualità dell'aria in questa zona sia almeno decente. In questo momento non è sopportabile sentire certi odori, bisogna intervenire, noi lo faremo in base alle norme e alle leggi che abbiamo, ma come ho detto non faremo sconti a nessuno. Diamo uno sguardo ora alle pagine di Gorizia Monfalcone del Piccolo. Appunto a Gorizia vediamo il Teatro Verdi chiude la stagione con numeri record e 13 eventi sold out. Gli spettatori sono stati 14.469 con una crescita del 7,5%. Il riempimento medio della sala ha raggiunto il 76%. Il direttore artistico Walter Mramor dice: il gradimento premia le scelte fatte in termini di qualità e originalità. Andiamo ancora a vedere giardini indisponibili, è mancato via libera della soprintendenza, salta la festa per l'Ipitzer, rinviata l'inaugurazione del busto dedicato al direttore d'orchestra di cui sabato ricorre il 50° anniversario della morte. Andiamo ancora sempre sul Piccolo, qui vediamo dal cicloturismo all'artigianato si rafforzano i legami con l'Austria, sempre di Gorizia, ma invece a Monfalcone si parla di sanità, endoscopia si sposta, il pronto soccorso conquista nuovi spazi. Il trasferimento al secondo piano del corpo B del San Polo avverrà entro fine 2025, consentirà di ampliare l'area emergenza in attesa del maxi riassetto da 5,2 milioni. E poi la nomina all'area welfare del comune di Monfalcone, Roberta Tarlao è il dirigente. Nuovo ambulatorio medico nel cuore del rione di Panzano, operativo a tutti gli effetti lo studio di Carlo Grasso, ieri la presentazione. E ancora riparato il Gesù distrutto da un petardo, l'intervento di recupero. Sempre per quanto riguarda Monfalcone, la polemica presunto menù halal alla Duca d'Aosta, alla scuola Duca d'Aosta, polemica fra Morsolin e Maioretto, la risposta in extremis della delegata di giunta all'interrogazione della capogruppo della sinistra. Torniamo al Piccolo di Trieste e vediamo
i paesi a noi vicini, Muggia, terreno alle Noghere, vegetazione rimossa, il sito con alle spalle la SIOT diventerà un'area di sosta per i tir, protesta il comitato, era un luogo di riparo per gli animali. Il torrente Fognan ispezionato dai sub per stabilire i lavori dopo il cedimento della strada, vediamo la voragine che si era aperta in quel di Muggia. Ancora l'iniziativa Istria e Venezia Giulia nel concorso di poesia, poi ancora una settimana dedicata al salmone locale, invece tra degustazioni e gite sul fiume Timavo, l'iniziativa di valorizzazione promossa da Camere di Commercio, la Canociada Airsac e realtà di Duino Aurisina. Qui vediamo il Timavo in alto e poi a San Giovanni in Tuba, a sinistra poi la presentazione dell'iniziativa ieri in Camera di Commercio. Lavori nella piazza di Aurisina, pronti gli indennizi per gli esercenti, il Comune pensa di ridurre Tari e Tosa. Poi qui vediamo che sono effettivamente partiti i cantieri in piazza ad Aurisina. E poi l'iniziativa Un dono di pace e forza a neonati e neodiciottenni per la festa della Repubblica, sempre nel Comune di Duino Aurisina. Andiamo ora sul Corriere della Sera per vedere le notizie di carattere nazionale. Allora, Meloni attacca e la sinistra che non rispetta il Colle. Ora Salvini frena, nessuna critica a Mattarella. La Premier bene così, la russa da Borghi uscita inopportuna. Borghi, il no euro che ha scalato il carroccio nel nome del capo. Confermo tutto, dice il personaggio. Ancora per la Premier e il suo vice l'incidente è chiuso, ma la Lega rialzerà i toni. Silenzi e tempi di gestione della leader non sono sfuggiti al Colle. Poi ancora il ministro sulla 7, Lollobrigida, non provo l'erba light, se ti devi fare una canna falla bene. Questa è la dichiarazione che ha fatto discutere. Solidale con Mattarella, basta chiedere ogni giorno le dimissioni di qualcuno, con Forza Italia l'Italia è più centrale, dice il ministro Tajani, che si smarca, dice Salvini, nessun obbligo di stare insieme anche in Europa. Poi in diretta sul sito del Corriere, oggi tocca a Conte, domani c'è Schlein. Questa è l'iniziativa sempre in vista delle prossime europee. E vediamo qui appunto sempre sul Corriere, Schlein prudente sulla NATO, l'Unione Europea dentro ma con autonomia. PD, le parole della segretaria dopo la polemica su Tarquinio, i Mugugni tra i Dem, ambigua, e ne parleremo sicuramente ancora. Poi ancora le europee, l'asticella del movimento, si parla del Movimento 5 Stelle, Casalino rassicura tutti, andrà bene, l'importanza dell'affluenza al sud, enigmatico pronostico di Patuanelli, del triestino Patuanelli, regionale in Piemonte, il 5 Stelle indagato si ritira e Conte, noi siamo diversi. Poi le interviste del Corriere, Lupi, il centro è qui, il terzo polo è fallito, l'Europa cambi, troppa burocrazia. Ancora andiamo a vedere la corsa nella città divisa in tre e ognuno invoca il miracolo come per la salvezza del Bari. Il racconto, il derby PD 5 Stelle tra Leccese e La Forgia, il leghista anomalo Romito spera. Questo succede appunto a Bari. Poi andiamo a vedere in primo piano invece il Medio Oriente in fiamme, questa è un'immagine significativa, Israele pronto all'intesa, gli USA ora tocca a Hamas, botta e risposta tra Netanyahu e la Casa Bianca, il primo ministro al Congresso il 13 giugno. Poi ancora esercito annuncia 4 ostaggi morti. Prigionieri e fine dei raid, cosa prevede l'ultimo piano e l'approfondimento del Corriere. Qui vediamo pace o altra guerra, dilemma di Bibi in un paese spaccato, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Poi ancora andiamo a vedere sempre sul Corriere la guerra in Europa, il primo attacco con armi USA, l'ira di Mosca
Mosca, errori fatali. I russi, HIMARS per colpire Belgorod. Qui vediamo un'immagine in fiamme gli apparati di difesa antiaerea russi con missili colpiti nella regione di Belgorod. Andiamo ancora avanti. Messico, plebiscito per Claudia, sarò la presidenta del popolo. Sheinbaum vince con il 59% dei voti, la sua coalizione potrà modificare la Costituzione. Qui vediamo appunto la nuova presidente eletta in Messico. Abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno Alessandro. Buongiorno Alessandro, a tutti. buongiorno a lei. Niente, volevo avvisare che mi è arrivato 2 minuti fa quel classico SMS dove scrivono papà al posto di papà, papa. Ecco. Ho lasciato cadere con 2 A il telefono in acqua e ora non funziona. Un nuovo numero con 2 U. Puoi scrivermi un messaggio su WhatsApp, no? Sì, praticamente sono quei classici messaggi SMS truffa che poi esatto. Esatto. Se volete, cioè non so se posso posso anche lasciarvi il numero che mi hanno scritto, il numero di telefono per non l'ha segnalato in realtà più che a noi, forse alla polizia postale magari, che magari possono... Sì, adesso volevo chiamare anche loro, però prima magari volevo avvisare anche voi, gli spettatori, che magari... Ecco, che arriva in giro insomma questo nuovo messaggio truffa in cui si richiede... si vede subito perché c'è scritto papa, cioè al posto di papà senza l'accento. Però magari... Lei ha fatto bene, è stato attento Alessandro, però magari qualcuno un po' distratto, magari di mattina può caderci, no? Facilmente. Quindi, no, appunto, esatto. Per quello ho provato magari... Ha fatto bene a raccontarcelo perché così mettiamo in allerta, sono di nuovo in giro. Penso che bene o male le sanno tutti che questi sono quei SMS truffa, però non si sa mai, insomma, no? Ha fatto meglio benissimo. Una voce in più che... Certo. Niente. Difatti adesso avviso la polizia postale e tutto, insomma. Ottimo, benissimo, quindi non credeteci, non c'è nessuno dei vostri parenti o figli che abbia insomma perso il cellulare, soprattutto fate caso, come ha fatto Alessandro, se ci sono magari degli errori di scrittura. Ricordo che una ex insegnante in pensione, credo ultra ottantenne, proprio qui nella zona di San Vito, aveva sventato un tentativo di truffa proprio notando questo messaggio presunto della figlia che in realtà conteneva degli errori di grammatica, quindi da ex insegnante è riuscita insomma a scoprire la truffa. Grazie Alessandro per averci segnalato questa situazione che evidentemente continua. Fate particolare attenzione, rinnoviamo l'appello un po' a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora torniamo a leggere il giornale e parliamo di sport, perché Trieste va in finale, quindi via alla finale. Stasera alle 20:30 a Desio comincia contro Cantù la serie per la promozione. Il fattore campo non può più fare paura dopo le imprese a Torino e a Forlì. E il nostro Marco Stabile ieri ha ripercorso altre situazioni, altre stagioni della pallacanestro Trieste in cui ci sono state delle rimonte o delle situazioni appunto simili a quella che si prepara proprio oggi. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Ci vuole il talento, quello che spinse Rich Laurer a guidare la terra promessa, un gruppo pieno di triestinità. Ci vuole il coraggio, quello che Boscia Tanjevic instillò in una squadra che aprì l'era di una generazione di fenomeni. Ci vuole il gruppo, l'arma segreta di Laezza e compagni per ritrovare ancora la 1 sulle consumate tavole di Chiarbola. Ci vuole il cuore, quello di Cavaliero nella gara decisiva a Casale, triple a raffica e quella mano battuta sul petto. Gli eroi e le imprese del passato indicano la via ai biancorossi
occuparsi del presente. Per Ruziere e compagni è il momento di mettersi all'opera. Dopo una stagione sull'ottovolante con up and down da capogiro, la chance di riguadagnarsi il massimo campionato nazionale passa attraverso la serie con Cantù, una squadra tosta, muscolare e fisica, dalle accelerazioni di Icky all'inventiva del sogno di mercato Moraschini, passando per un pacchetto lunghi in cui non manca davvero nulla. Certo, la montagna da scalare è di quelle che potrebbero spaventare, ma Trieste ha dalla sua più talento diffuso, uomini che si alzano dalla panchina come Filloi che Cantù non ha, rotazioni sostanzialmente a 7 per gli avversari e un giocatore come Reyes che in movimento può mettere in seria difficoltà qualsiasi avversario canturino. Armi a cui si aggiunge uno stato di forma che vede i triestini chiaramente al top dell'intera stagione e con tutti gli uomini a disposizione. Infine non va dimenticata un'altra dote fondamentale in una serie come questa, la pazienza. Qui non si tratta di andare in cerca di predominio o record di cappotti. Se un match dovesse mettersi male, guai a perdersi nell'isteria o nella fretta. Un passo alla volta, un canestro alla volta. L'obiettivo è portare a casa almeno un successo dal parquet di Desio per far valere poi il Red Wall, il muro rosso del Palatrieste, pronto a spingere ancora una volta i propri ragazzi alla terra promessa. Allora c'è un'altra telefonata, la sentiamo insieme. Pronto, buongiorno. Buongiorno per le 4 Tullio, confermo la truffa, ma non è un messaggio, non è un sms, addirittura su WhatsApp. Su WhatsApp, sì. Quindi è ancora un po' più avanzata infatti, la cosa, ho capito. Infatti, papà ho perso il cellulare, questo è il nuovo numero, se fai quel numero sei fregato. Tutto qua, va bene? Benissimo, perché ho il cellulare perso oppure caduto nell'acqua, insomma, ho danneggiato. Papà ho perso il cellulare, questo è il nuovo numero e arriva su WhatsApp. Benissimo, ancora peggio, su WhatsApp ancora peggio perché è più diretto, però si può capire meglio forse su WhatsApp, si può fare ancora attenzione al fatto che probabilmente non c'è la fotografia, no, della persona che compare o comunque infatti comunque quindi, ma bisogna stare attenti, insomma, non vedo un grosso problema, quando arrivano queste cose si cancella senza aprire tutto. Esatto, basta cancellare, però magari segnalate pure alla polizia postale perché magari riescono a risalire, no? Riescono a risalire ai truffatori, perché qualcuno magari un po' distratto così può Cosa cascarci. vuole, signora Bucarella, dottoressa? Persone anziane purtroppo premono e sono fregati, basta, tutto qua. Purtroppo. Fare attenzione, dai, vabbè. Va bene, ottimo consiglio, grazie e buona giornata anche a lei. Insomma, tornano ancora questi tentativi di truffe, ma insomma anche i nostri telespettatori sono sempre più attenti. Torniamo a leggere i giornali, andiamo a vedere la politica internazionale. Qui siamo in Gran Bretagna, terremoto, Farage in corsa alle elezioni, incubo per Sunak. Mr. Brexit annuncia la candidatura alle politiche con il Reform Party, l'ipotesi dell'OPA sui Tories. Quindi si è ripreso la guida di Reform UK, ma molti lo vedono come possibile leader conservatore. Ancora sempre sul Corriere della Sera, gli Stati Uniti, il tuo inconscio in 5 minuti, il caso del best seller della 25enne sull'autoanalisi, promosso su TikTok 1 milione di copie. Vediamo le ricette per la felicità, il padre povero che fa vivere da poveri, la legge d'attrazione che realizza i pensieri, fregarsene degli altri, il guru amato da Ferragni, vari guru appunto di questo tipo in questa analisi del Corriere della Sera. L'amore non uccide, l'ho presa per le gambe e lanciata, i 2 minuti del killer sul cavalcavia, Padova, la confessione del delitto, poi ritrattata da Favero, Gino Cecchettin alla fiaccolata, qui la vediamo appunto per questa nuova vittima di femminicidio, Giada Zanola, 33 anni, è morta nella notte tra martedì e mercoledì al culmine di
di una lite col suo compagno Andrea Favero, padre del suo bimbo di 3 anni, è stata ritrovata senza vita sulla A4 dopo essere volata giù da un cavalcavia a Vigonza. Qui vediamo appunto il luogo del delitto. Inizialmente si era pensato addirittura a un suicidio, invece si tratta di omicidio. Madre e figlio uccisi, shock in un villaggio alle porte di Londra, arrestato il compagno 63enne della donna. Sono tutti emigrati originari della provincia di Caltanissetta. Qui vediamo appunto i protagonisti: Calogero Ricotta, costruttore di 63 anni della provincia di Caltanissetta, le vittime Giuseppe Monreale di 29 anni, la mamma Maria Nugara di 54. Abbiamo un'altra telefonata, allora sentiamola subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea? Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea con noi? No, non sento nessuno, allora andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali, non sento ancora nessuno in linea, magari invitiamo a chiamarci nuovamente, forse c'è qualche disturbo appunto sulla linea telefonica. Torniamo sul caso dei ragazzi morti nel Natisone. Le ricerche del ragazzo nel Natisone, verifiche sui tabulati delle chiamate, Udine, indagine sui tempi dei soccorsi, l'abbiamo già visto sugli altri giornali. Il fratello di Christian: io voglio credere in un miracolo. Qui vediamo il ragazzo disperso, Christian Molnar, 25 anni, travolto dal fiume con le amiche, non è stato ancora trovato. L'intervista abbiamo visto in prima pagina: ho trovato Patrizia, speravo fosse viva, poi ho abbracciato i suoi genitori. Parla il volontario: avrei voluto poter fare di più. Emanuele Marini è il volontario della Protezione Civile che domenica mattina ha trovato il corpo senza vita di Patrizia Cormos, la ragazza travolta venerdì scorso dalla piena del fiume Natisone. Qui vediamo le due amiche, Patrizia Cormos di 20 anni e Bianca Doros di 23, annegate entrambe. Poi ancora la tragedia, appunto, bimba di 1 anno travolta da un SUV fuori dal nido. Brescia, era con la nonna. Ancora andiamo avanti, sempre a leggere il Corriere, ancora per qualche minuto. Greta, gli inizi per riaprire il caso, la SIM, la maglia, le chiavi sparite. Rovigo, un indagato per la rocker scomparsa. Greta Spreafico, 2 giorni dopo la sua scomparsa, aveva un appuntamento con un notaio della zona per la vendita a un cugino della casa del nonno a Porto Tolle, però non si è più saputo nulla di lei. Greta Spreafico aveva 53 anni quando scomparve il 4 giugno del 22 da Porto Tolle in provincia di Rovigo. Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Laura, sono Silva da Monfalcone. Silva, volevo buongiorno. dire solo questo, sempre riguardo alle telefonate strane. Sì. Ho un telefonino che mio figlio dice di quelli dell'età della clava. Mi è apparsa la scritta numero sconosciuto. Ho detto, per curiosità rispondo. Mi ha detto il mio nome e cognome, mentre che il telefono è intestato a mio figlio, quindi non so come stanno. E mi ha detto, sono Monica. Va bene? No signore, va bene, il suo figlio ha avuto un incidente, ha bisogno di un avvocato subito. Signorina, la ringrazio tanto, ma mio figlio è seduto qua con me sul divano. In effetti mio figlio era con me e ha chiuso immediatamente. Quindi avevano anche il suo nome e cognome, quindi. Il mio nome e cognome, quando il telefono è uno di quelli vecchi, sì, è intestato a mio figlio. Capito. Quindi nome e cognome diversi. E invece venerdì mi sono trovata sulla porta di casa 2 che poi era anche messo su un Facebook che stanno girando, che dicono di essere degli ispettori dell'AERA e mi hanno detto di consegnargli le ultime bollette. E gli ho detto, ma che stanno facendo un controllo, ma senza neanche chiedere posso entrare, cercavano di entrare. E ho detto, andate via immediatamente,
però stanno girando qua nella zona del Monfalconese. Allora facciamo anche attenzione a questo. Questi probabilmente sono tentativi di accaparrarsi appunto contratti magari non voluti appunto dalle persone, perché spesso usano proprio le bollette vecchie per carpire dei dati, no? Dati che poi vengono usati per stipulare dei contratti all'insaputa praticamente della persona, della vittima prescelta. Grazie di averci raccontato anche questo tipo di truffa, signora Silva, grazie e buona giornata anche a lei. Allora, noi ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno a Lucrezia Kermas di Alternativa Popolare, bentornata nei nostri studi. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. Ecco, candidata alle europee e ormai ci siamo, insomma, siamo davvero agli sgoccioli della campagna elettorale. Si vota, lo ricordiamo, ne stavamo parlando fuori onda, sabato e domenica in una modalità un po' originale per noi in Italia. Di solito si votava domenica e lunedì, quindi attenzione perché si vota sia sabato che domenica e poi insomma sapremo i risultati di queste elezioni europee. Fra poco parleremo anche dei temi che sono oggi sul giornale, ma andiamo a leggere le mail che sono arrivate, perché ci sono arrivate già alcune telefonate di segnalazioni di truffe, tentativi di truffa telefonica attraverso gli SMS oppure messaggi su WhatsApp o addirittura telefonate, persone che si sono presentate alla porta di casa dicendo di essere ispettori dell'AERA, CEGAS eccetera, quindi bisogna fare particolare attenzione. Ci scrive ad esempio Gabriella: grazie al signor Alessandro per averci avvisato, e poi Alessandro stesso che dice: buongiorno, ho parlato con la polizia, mi hanno detto di bloccare il numero, se dovesse essere inesistente di portare il cellulare in questura, quindi questo è il consiglio, insomma, anche per aiutare la polizia postale poi a scoprire questi truffatori. Non è molto facile, però in qualche caso ci riescono, insomma. Quindi grazie anche ai nostri telespettatori per tutte queste segnalazioni, no? Per truffe o tentativi di truffa particolarmente fastidiosi, anche in considerazione del fatto che cercano di colpire persone magari anziane, soggetti già deboli, soggetti un po' più così, però i nostri telespettatori sono attenti e non si fanno imbrogliare e soprattutto fanno rete, quindi informano, ecco, avvertano, avvisano. Perfetto. Credo che la Polizia di Stato comunque stia facendo un importante lavoro sul territorio con una serie di campagne informative proprio su occhio alla truffa, quindi penso che la direzione sia giusta e senz'altro, quindi diffondere quanto più i tentativi e le modalità più consuete di queste truffe, anche se però in realtà ormai una volta trovata una modalità e questa viene fermata e individuata dalle autorità, poi subito i ladri sono immediatamente pronti ad aggiornarsi, ad attivarsi con nuove forme, quindi il confronto con i cittadini, con le autorità, le forze di polizia è essenziale proprio per essere aggiornati e scongiurare il rischio di cadere vittima di questi raggiri. Esatto. Allora, buongiorno, ci scrive invece Enrico: l'Unione Europea è quasi priva di risorse energetiche, poco o niente uranio, niente gas e petrolio, poche acciaierie, molte barriere di filo spinato sul lato orientale, campi di detenzione subumani per immigrati, una Germania che sfrutta più non posso i giacimenti carboniferi della Westfalia fregandosene delle green economy, una vicepresidente del Parlamento con sacchi di euro in contanti in casa, dice Enrico, una parossistica corsa agli armamenti eccetera eccetera. Perché dovremmo votare per un Parlamento tenuto in scacco da banche finanziarie, grandi imprese, lobbisti e media ben indirizzati, quando vediamo la nostra borsa della spesa impoverirsi a causa di aumenti che in certi casi hanno superato il 50 o addirittura il 70%? Insomma, una articolata domanda il signor Enrico ci pone. Per quanto riguarda il fatto che l'Europa non sia autosufficiente dal punto di vista energetico, è un tema a me molto sensibile, perché è uno dei punti cardine proprio del programma elettorale di Alternativa Popolare che oggi rappresento. È una cosa assurda che l'Italia prima e l'Unione Europea poi non sia dotata di un piano energetico.
e penso che questa carenza si sia fatta vedere, si sia manifestata ancora in maniera più preponderante proprio con l'insorgere dei conflitti Ucraina e Russia e in subordine anche quelli del Medio Oriente. Abbiamo visto effettivamente che l'Italia e l'Unione Europea sono estremamente subalterni, quasi sudditi della politica economica degli altri paesi, in particolare della Russia, che quindi in un momento di conflitto, laddove ovviamente noi ci siamo posti a tutela dello Stato di diritto o dalla parte dell'Ucraina che è stata ingiustamente aggredita, ha interrotto, ha chiuso i rubinetti o comunque ha alzato i prezzi. E noi pensiamo come italiani e come poi Alternativa Popolare che l'Italia debba riprendere parte della propria sovranità dal punto di vista economico, dal punto di vista industriale, dal punto di vista energetico, quindi è essenziale cercare di andare in questa direzione, trovare nuove fonti di approvvigionamento e soprattutto le fonti alternative rinnovabili, che sono quelle più green per davvero e quindi è ormai comprovata la loro validità, la loro efficacia a livello della tutela ambientale, sono quelle che a fronte di interventi iniziali di spesa contenuti rispetto ad altre forme di innovazione energetica permettono una durata nel tempo. Noi siamo anche a favore dell'energia nucleare e soprattutto quella di quarta generazione, quindi quella che allo stato è ancora oggetto di approfondimento da parte degli studiosi, che dovrebbe essere quella che crea meno scorie o scorie quantomeno più gestibili. E per quanto sia molto facile dire sì, con l'energia nucleare potremmo avere una nostra autonomia, voglio ricordare che le centrali nucleari prevedono degli investimenti iniziali esosissimi, super significativi, che solamente uno Stato può accollarsi, anche perché poi lo stanziamento dei denari fino all'approvazione del programma di costruzione, di edificazione, l'ottenimento di tutte le certificazioni energetiche ambientali e poi e quindi la presa in carica la messa in funzione dell'impianto, passeranno già 10 anni. I 10 anni successivi, appena entra in movimento la centrale nucleare, inizierà quindi materialmente a fare dei guadagni per l'imprenditore, lo Stato credo io che la gestisca, e un calo del costo al kilowatt per quanto riguarda i cittadini dopo ancora 10 anni, quindi un investimento di lunghissimo periodo, di lunghissimo respiro e penso che forse siamo arrivati già un po' tardi laddove dovessimo intendere di correre verso questa direzione. La Francia, per comunque dire, la direzione è quella, insomma, ecco. Sicuramente potrebbe essere una possibilità, accompagnata però, come si diceva prima, all'utilizzo delle altre fonti rinnovabili che invece hanno un ritorno immediato e, come si diceva, hanno un costo anche obiettivamente più contenuto. Allora, c'è un'altra segnalazione in realtà viene ripresa dal quotidiano Dal Piccolo, è stata fatta dai nostri telespettatori. Graziella con il marito Claudio Visintin, oggi sul quotidiano locale c'è una segnalazione: a Trieste c'è una professionista che va oltre il semplice svolgimento del proprio lavoro, dimostrando un'impareggiabile sensibilità e attenzione nei confronti dei suoi clienti. Parliamo della dottoressa Anna Buchhofer, membro della Diconsum Trieste, che col suo sorriso accogliente e la sua gentilezza ha conquistato il cuore di molte persone in cerca d'aiuto, un esempio di buon lavoro a disposizione della comunità, e fa anche i migliori auguri a Lucrezia Kermaz per questo appuntamento elettorale. Insomma, colgo l'occasione per salutare Claudio e Graziella, che sono i cittadini emeriti, sono sempre attenti sulla quotidianità, sono sempre fonte di sostegno alla politica, di interesse, di diffusione delle notizie, quindi un bel esempio di cittadinanza attiva. È vero, e anche loro spesso informano, no, i nostri telespettatori di tante iniziative, anche appunto come in questo caso di tentativi di truffa, e lo fa anche la Diconsum. Salutiamo anche Anna Buchhofer proprio per questo lavoro di informazione e tentativo di aiutare proprio le persone a districarsi in vari settori, non solo nelle truffe, però ne parliamo spesso anche con lei, è vero. Allora, sul giornale invece le notizie di oggi.
i nodi della politica. Leggiamo ad esempio sul piccolo la questione di cui abbiamo parlato spesso qui a Sveglia Trieste, dei migranti e della gestione, no? Questo progetto dei migranti in Albania. Una nave per 3 mesi costerà oltre 13 milioni. Questo è il titolo, lo leggevamo prima durante la nostra rassegna stampa. Cosa pensa di questa notizia, insomma, di questa prospettiva, fra l'altro? Allora, penso che, a quanto consta dalle informazioni trapelate da vari suoi colleghi giornalisti, questo progetto, che doveva partire ed entrare quindi a pieno regime il 15 settembre, se non erro, in realtà subirà una serie di ritardi, quindi già stiamo andando verso novembre-dicembre. Di questo progetto in realtà si sa poco, se non alcune indiscrezioni, su cui peraltro ci sono state sollevate alcune perplessità e alcune criticità che potrebbero essere proprio allarmanti, perché il progetto magari di per sé potrebbe avere una finalità condivisibile, perché mira a smaltire l'afflusso di migranti, perché il progetto prevede che alcune navi sovvenzionate dal governo italiano intercettino i migranti che arrivano nelle zone in prossimità di Lampedusa e poi vengano condotti verso 2 basi costituite ad hoc sulle sponde dell'Albania. Qui dovrebbero esserci questi 2 centri, quindi uno, diciamo, di prima accoglienza con tutte le pratiche per il diritto di asilo, la protezione internazionale, ovvero il respingimento, e una seconda invece più simile ad un hub vero e proprio, quindi con una permanenza dei migranti che in teoria dovrebbe essere però ad alta rotazione. Quindi a livello astratto potrebbe essere una soluzione per affrontare il problema dei migranti, però a ben vedere, se andiamo a vedere i numeri che queste navi possono gestire e che questi 2 centri possono gestire, credo che sia un po' una goccia nell'oceano a fronte dei grossi numeri che ormai l'Italia è abituata a gestire in tutti questi anni. E poi ho visto che ci sono molte perplessità anche per quanto concerne le imprese che avrebbero gestito la costruzione di queste infrastrutture, di queste e di queste strutture di accoglienza. Si parlava infatti di possibili connessioni con la malavita, con la criminalità organizzata, sia in territorio albanese che in territorio italiano. Quindi alcune inchieste giornalistiche hanno scoperchiato questa eventualità, e devo dire che spaventa non poco che il governo di fatto potrebbe aver dato dei soldi per gestire davvero in maniera marginale questo fenomeno a un'organizzazione, cioè a delle strutture che comunque si appoggiano, fanno riferimento a persone riferibili alla criminalità organizzata. Allora, vedo il nostro Umberto Bosazzi pronto per il primo collegamento di questa mattina appunto con il nostro operatore, con la troupe, con l'operatore Guido Indri, sulle rive per la partenza di un nuovo collegamento via mare. Allora, buongiorno Umberto, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno alla tua ospite, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto tu, siamo lungo le rive perché alle 8:30 parte per la prima volta il collegamento diretto fra Trieste e Monfalcone via mare. In attesa di scambiare qualche parola con il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, vi do qualche dato tecnico, diciamo così, per quanto riguarda il collegamento. Dunque il tratto verrà percorso in 1 ora e 30 minuti, sono 27 chilometri, adesso non so se è corretto come riferimento, visto che si tratta di un tratto via mare, ma insomma questo è. La tariffa per la corsa unica è di 8,10 €, 12,15 € invece per la corsa andata e ritorno. L'abbonamento a 10 viaggi costa 32,40 €, a 50 viaggi 64,80 €. Le corse sono dirette, cioè non ci sono fermate intermedie. Da Trieste partono alle 8:30, alle 12 e alle 15:45. Da Monfalcone verso Trieste partono dalle 10:15, dalle 14 e dalle 17:30. Il servizio rimarrà attivo fino al 30 di settembre. I posti disponibili saranno 180, ci sarà la possibilità anche di portare le biciclette. Per le prime corse la motonave del Delfino Verde che garantirà il collegamento con Monfalcone è la Deluxe, quindi diciamo per certi aspetti l'ammiraglia, poi ci sarà un'altra
un'altra motonave che sostituirà e che entrerà in servizio. Io allora vedo che intanto c'è il sindaco si è liberato, adesso solo qualche parola. Buongiorno sindaco, era 40 anni, no, che si aspettava una cosa di questo genere, mi diceva. Ma è un evento incredibile, tantissimi anni, ero abbastanza giovane, piccola, e ricordo di questo importante servizio che poi non c'è più stato. Abbiamo avuto tantissimi problemi mai affrontati e mai risolti, che invece in questi anni siamo riusciti assolutamente a risolvere. Devo dire grazie a questo bellissimo rapporto che c'è con la Regione, perché l'approfondimento del canale è stato decisivo, no? E se tu non hai il pescaggio sufficiente non può arrivare nessun tipo di imbarcazione, neanche ovviamente uno di trasporto pubblico locale. Per noi è una gran giornata, ho voluto essere testimone del riavvio di questo servizio qui, perché riappropriarsi di un modo anche di fare turismo, tutto sommato lo riteniamo fondamentale. Vedere dalla prospettiva del mare i nostri territori è importante, c'è la possibilità quindi di riuscire a vivere le nostre coste e questa vicinanza che hanno i nostri territori in maniera diversa. Per Monfalcone poi è anche una questione di dignità, perché non è possibile che tutti i territori che hanno il mare abbiano un servizio di questo tipo e noi eravamo, diciamo, un po' esclusi. Ringrazio veramente di cuore, perché non è stato semplice, tutti coloro che sono riusciti a risolvere i problemi, quello del pescaggio sicuramente, ma anche quello del reperimento delle imbarcazioni. Insomma, non è così semplice. Oggi riavviamo un servizio che diventerà trasporto marittimo, trasporto pubblico marittimo, ma abbiamo già anche condiviso con la Regione, con il Presidente Fedriga, l'assessore Almirante, il dottor Volponi e la dottoressa Uliana, anche ulteriori servizi che ad esempio a Natale avremo, perché come ormai tutti sanno a Monfalcone c'è una mostra dei presepi importante, tutta una serie di eventi, e anche ci sarà il trasporto marittimo e arriverà, lo ricordo a tutti perché tra l'altro quando arriverà Natale ci sarà anche la rotonda ormai completata, ma arriveranno al punto più a nord del Mediterraneo, perché oggi questa imbarcazione parte da Trieste e arriva al punto più a nord del Mediterraneo, che si trova a Monfalcone, e anche quello già di suo è un evento. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie. Ho visto anche il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi, così sentiamo anche lui, perché insomma sappiamo, no, Presidente, che il trasporto marittimo, per quanto riguarda il trasporto locale, è sempre più essenziale per certi aspetti, no? Sì, devo dire che la Regione ha avuto una intuizione importante, quello di sviluppare il trasporto marittimo. Questo ne è uno splendido esempio, un collegamento Trieste-Monfalcone che è indispensabile, ma ce ne sono altri più storici, fra cui Trieste-Barcola, Trieste-Muggia, Grado Lignano, eccetera, Trieste-Grado. Quindi sì, sviluppare il trasporto via mare serve a ridurre il trasporto via terra, naturalmente, a accelerare gli spostamenti e a rendere un trasporto turistico, perché il viaggio diventa un'esperienza in sé. Ultima domanda, poi la lascio. Per quanto riguarda appunto quest'estate, diciamo, io dico Barcola. Sì, quest'estate stiamo lavorando per far partire un servizio innovativo che noi chiamiamo Barcola 2, l'autobus del mare, cioè un servizio che si aggiunge all'ordinario Trieste-Grignano, Sistiana, e che servirà ai cittadini triestini e ai turisti ovviamente per andare dal centro città a Barcola, facendo diverse fermate in Porto Vecchio, ai Topolini, eccetera. Partenza si sa già più o meno? Non dico date perché gli annunci sono sempre molto pericolosi. Sì, soprattutto quando si parla di trasporto pubblico. Grazie, sì. Grazie al Presidente, buon lavoro. Io avevo visto prima anche l'armatore, ma io direi in questo caso magari lo riprendiamo più avanti e vi restituirei la linea. Benissimo, grazie Umberto per averci raccontato in diretta questa partenza, no? Il primo collegamento dopo tanti anni tra Trieste e Monfalcone, collegamento diretto via mare. Insomma, è importante anche sviluppare questo tipo di trasporto anche per
togliere un po' di traffico, magari soprattutto estivo, turistico, dalle strade, no? È una tematica che mi ha sempre molto affascinato, anche perché la ricordo con affetto, nel senso che avevo lavorato a questi progetti sulla mobilità marittima da neolaureata, quando avevo tenuto un posto come tirocinante proprio nella direzione infrastrutture e territorio, dove al tempo c'era la dottoressa Uliana, che appunto prima menzionava il dottor Mosazzi, e quindi già al tempo avevamo lavorato all'intermodalità, quindi mi sto pensando al polo dell'aeroporto, avevamo lavorato al collegamento, alla promozione del collegamento tra Trieste e Rovigno, e quindi mi sembra che nonostante i cambiamenti politici la struttura amministrativa sia riuscita a mantenere continuità nella programmazione, nella progettazione appunto di piani di mobilità sostenibili e innovativi come questi, e nel tempo ovviamente sono progetti che dall'ideazione alla realizzazione prevedono una serie di partenariati con altri enti, reperimento di risorse, di finanze, reperimento di mezzi, e quindi prevede il coinvolgimento di tantissime persone, di tantissimi uffici della regione, degli enti interessati, e anche nel caso dell'iniziativa di cui parlavo prima anche di paesi esteri come la Slovenia e la Croazia, quindi sono un plauso, penso che in questo caso ha fatto più che i politici agli uffici che hanno tenuto la barra dritta del progetto. Allora, c'è anche la vignetta di Marco Englaro su proprio i traghetti. Gaveremo il nuovo porticciolo più a nord dell'Adriatico, arriverà navi da crociera fin su per il Valentinis, il canale insomma di Monfalcone, per chi non lo sapesse, carina anche questa. Allora, evviva una nuova rotta via mare per Monfalcone ritorno, ci scrive la signora Emma, i disabili potranno accedervi, credo proprio di sì, insomma c'è assolutamente, dice mi chiedo se c'è una pensilina per l'accesso agli invalidi, poi magari lo chiediamo a Umberto Bosazzi, ma credo proprio di sì, tutti i traghetti, no, del trasporto pubblico, poi questo è anche diciamo l'ammiraglia, no? Così da quello che ci ha detto il nostro Umberto. Allora, evviva il Delfino Verde, grazie ai comuni che si sono attivati col massimo impegno per il bene dei cittadini tutti, ma dicevamo anche prima gli uffici, no, che hanno realizzato poi nella pratica questa realizzazione. Allora, ancora per quanto riguarda invece l'Europa, ci scrive Nevio, buongiorno Sveglia Trieste, perché si dovrebbe andare a votare per questa specie d'Europa che non ha fatto niente per la pace e continua a mandare armi assieme alla NATO, strumento di guerra? Questa invece è la posizione di Nevio, no? Un tema sicuramente molto molto dibattuto in questo periodo. Sì, noi siamo un partito che, come penso tutti gli altri, anche se non abbiamo nel nostro nome il termine pace, che ho visto che sta andando molto di moda, sì. Penso che adesso, a parte le battute, penso che tutti i partiti si impegnino per garantire un assetto tranquillo, sereno e pacifico di convivenza tra i popoli, però in questo caso la guerra non è stata una scelta, ma è stata una necessità di tutela di un soggetto aggredito, e quindi la posizione del partito che rappresento è di ferma contrarietà all'aggressione perpetrata dalla Russia ai danni dell'Ucraina, e ci stiamo muovendo con il rifornimento di armamenti, perché la guerra purtroppo così va fatta, altrimenti l'Ucraina avrebbe dovuto cedere la propria sovranità su alcuni territori, cosa che non può trovare ragion d'essere in un paese, in un'Unione Europea di diritto, dove i confini sono stati tracciati sulla base di accordi politici. Non possiamo dare il messaggio che chiunque in un qualsiasi momento possa decidere di far venir meno la sovranità di uno Stato su un proprio territorio. E siamo però estremamente contrari all'invio di nostri uomini al fronte del conflitto, e da sempre siamo forti sostenitori delle capacità diplomatiche dello Stato. Certo che forse siamo arrivati in un momento un po' tardivo per poter pensare di risolvere la questione solamente con l'attivazione dei canali diplomatici, quindi credo che si debba trovare, come un po' in tutta la trattazione della politica e in particolare di quella estera, un compendio, una sintesi tra la difesa armata da parte dell'Ucraina e l'attivazione e il mantenimento dei canali diplomatici attivi. Qui penso che l'Unione Europea, proprio per la mancanza di una politica estera e di sicurezza comune, abbia fatto vedere tutte le sue fragilità, perché dinanzi ad un conflitto del genere forse l'Unione Europea, come soggetto in cui vengono riuniti 27 paesi e soggetto in cui sostanzialmente la guerra insiste, avrebbe potuto forse farsi da mediatore ben più di quello
quello che ha potuto fare la Turchia. Ad esempio. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, mi dicono dalla regia, allora ci fermiamo e torniamo perché ci sono altre mail che dobbiamo leggere che sono arrivate al nostro indirizzo. Fra poco. Bentornati in diretta, allora credo sia pronto a partire il collegamento con il Delfino Verde tra Trieste e Monfalcone, il primo viaggio di questa nuova tratta. Allora torniamo dal nostro Umberto Bosazzi molto rapidamente perché credo sia proprio in partenza il traghetto. A te la linea. Ecco, proprio in questo momento adesso io non sarò preciso con i termini, si sono accesi i motori e quindi tra qualche istante il Delfino Verde Deluxe partirà e di fatto inaugurerà il nuovo collegamento via mare fra Trieste e Monfalcone. Ripetiamo, è un collegamento che non ha fermate intermedie, il percorso durerà circa un'ora e mezza, ci sono 3 partenze al giorno da Trieste, 3 partenze al giorno da Monfalcone. Adesso stanno facendo scendere le persone che insomma non compiranno il primo viaggio, compreso anche la nostra collega del Piccolo invece rimane su, quindi godrà anche del refreshment che è previsto a Monfalcone. Noi no, come diceva uno certamente più spiritoso di me, e adesso proprio dovrebbe partire. Eccolo qua. Ah no, se non tolgono questa cima la vedo, non credo parta. Manca ancora qualche sì, la vedo dura, io poi con i termini marittimi non sono propriamente a mio agio. Sei un marinaro, eccolo qua. Vabbè. No, direi proprio di no, nonostante mio nonno fosse del ramo. Del ramo. Direi che adesso sono pronti a partire. Adesso c'è ancora, credo ci sia ancora una cima da togliere dalla bitta, credo che ormai il mio gergo marinaro si è completamente esaurito dopo questo. Basta così, insomma. Eccoci. Hai dato fondo a sì, tutto il vocabolario possibile a tua conoscenza. Sì, ormai è meglio che non mi avventuri ulteriormente in territori per me appunto poco frequentati. Adesso penso che anche l'ultima persona sale a bordo. Eccolo. Eccoci qua. Ok, e quindi adesso siamo pronti a partire. Il Delfino Verde parte alla volta di Monfalcone. Benissimo, abbiamo documentato. Con queste immagini girate da Guido Indri vi lasciamo provvisoriamente perché poi fra un po' ci collegheremo nuovamente da un'altra zona della città. Benissimo, grazie a tutti e due, ci risentiamo più tardi, intanto godiamo di queste immagini della partenza del primo collegamento dopo tanti anni, dopo una quarantina d'anni del 40 anni ha detto il sindaco Cisini. Quindi avevo detto una quarantina, è stata proprio più precisa, 40 anni esatti ci separano da questa possibilità di quindi andare via nemmeno mare. Tu l'hai mai preso? No, Umberto, sei troppo gentile. No. Però è vero, non l'ho mai preso, però forse perché ero piccolina. Però diciamo così, ecco. In questi giorni mi conviene essere gentile. Ti conviene quando si parla essere di età. Gentile perché insomma lo posso dire, no? Che ormai hai fatto un giro di boa per usare un termine marinaro. Tanto per rimanere in gergo. Ecco, rimanere nel gergo e insomma il nostro Umberto Bosazzi proprio ieri ha compiuto 60 anni. Mi muovo sui 60 nodi, diciamo. Ti muovi sui 60 nodi, fantastico. Allora quindi approfittiamo per fare gli auguri nuovamente al nostro collega. Fantastico, non so fino a che punto, ma insomma. Umberto Bosazzi, che poi ci delizierà anche con una grande festa. Siamo tutti molto in attesa e molto contenti di questo. L'ho detto in diretta. Benissimo, grazie a Umberto. Okay. A posto sono. A posto, sei, ormai non ti puoi più tirare indietro. Allora, vediamo intanto ancora il Delfino Verde, insomma sono belle immagini, possiamo anche far vedere
questa suggestiva immagine del nostro bel golfo, e questa imbarcazione adesso arriverà dopo un'ora e mezza di viaggio a Monfalcone, nel punto più a nord del Mediterraneo, come ama dire sempre il nostro Umberto Bosazzi, che ama molto questa espressione, lo diverte sempre molto, questa così caratteristica della nuova piazzetta che è stata ristrutturata di recente proprio all'altezza del canale Valentinis. Allora, grazie a Umberto, grazie anche a Guido Indri, e noi torniamo in studio in diretta. Siamo sempre in compagnia appunto di Lucrezia Kermaz, che sta commentando con voi questa partenza e sull'importanza proprio dei collegamenti via mare. Questo discorso ci riporta anche all'importanza dei porti, no? Oggi sul Piccolo c'è tutto un approfondimento, proprio un'analisi sottotitolata Verso le europee, quindi è un tema all'attenzione sicuramente di tutti i candidati alle prossime europee, sul sistema dei trasporti dell'Alto Adriatico, 2 sfide del nord-est in Europa. Insomma, si dice che in qualche modo i porti devono fare sistema, lo si dice spesso, no? Però è importante, perché si rischia insomma di restare un po' indietro. Si dice anche che l'Unione Europea è chiamata a capire che se non si aiutano i porti si rischia poi di produrre un danno europeo, quindi c'è un forte legame, non è una questione solo triestina, solo regionale, solo italiana, ma addirittura europea. Sì, anche perché ultimamente con i conflitti dell'Ucraina in Russia, con il blocco del canale di Suez ad opera dello Yemen con l'Iran, abbiamo visto che c'è un forte rallentamento nei commerci e quindi il porto di Trieste, con quelli limitrofi di Capodistria e di Ancona, hanno avuto comunque un pesante contraccolpo. La nostra autorità di sistema portuale è sempre stata un'eccellenza, adesso penso ha raggiunto dei livelli davvero alti di produttività, di competitività, però proprio sentivo nei giorni scorsi di vari servizi proprio rilasciati da questa emittente che comunque ha sentito un po' di criticità per quanto riguarda appunto la durata dei viaggi, dei trasporti, proprio perché si è tornati a circumnavigare l'Africa, e quindi c'è poi i canali del nord verso le repubbliche baltiche, Norvegia, Finlandia sono comunque resi molto più complicati dalla presenza del conflitto e dalla chiusura in buona parte dei confini da parte di questi stati, e quindi si proponeva, o meglio gli operatori del settore proponevano un'idea, come diceva lei poco fa, di fare sistema tra tutti i porti dell'Alto Adriatico, quindi appunto Ancona, Trieste, Monfalcone, che ormai ricade sotto l'autorità amministrativa di quella di Trieste, e il porto di Capodistria. È una tematica anche questa che mi sta molto a cuore, anche perché quest'oggi, approfitto per dirlo, si terrà a Capodistria una conferenza stampa per la presentazione di alcuni candidati alle elezioni europee e un approfondimento sulle tematiche di interesse della comunità dei connazionali, degli italiani, nelle varie CAN di Pirano, Isola, Ancarano e Capodistria. Tra le varie tematiche che i connazionali hanno sempre avuto a cuore c'era proprio quello dell'incremento dei contatti tra la zona costiera slovena e quella del Friuli Venezia Giulia, quindi di Trieste e Monfalcone, e soprattutto hanno da sempre proposto una collaborazione anche a livello industriale e commerciale tra i 2 porti adiacenti di Trieste e Capodistria, perché fino ad adesso si è stati forse un po' gelosi delle proprie risorse, delle proprie strutture, quindi abbiamo assistito soprattutto da parte di Capodistria di una partita, un'accelerata verso davanti con una serie di industrializzazioni e di investimenti proprio finalizzata a quasi strapparci un po' di contatti e di riferimenti. In realtà, proprio perché sia l'Italia che la Slovenia fanno parte dell'Unione Europea e siamo davvero adiacenti e attaccati, penso che sia una cosa intelligente cercare di fare sistema e quindi non vedere più una concorrenza diretta tra i 2 porti finalizzata a davvero cercare di accaparrarsi un cliente in più o portarlo via dall'altra struttura, quanto davvero un progetto condiviso che guardi il futuro e far squadra proprio per affrontare le difficoltà che si stanno riscontrando adesso a causa di tutti questi conflitti sparsi nei territori vicini all'Unione Europea e non più vicini, ma che comunque hanno un'incidenza diretta, come
come si diceva, il canale di Suez. Esatto, sì. Quindi è importante assolutamente. Allora, ci scrive Alberto: buongiorno, mi auguro di sbagliare, ma vedere diversi candidati, non credo si riferisca a lei perché non è già in Europa, sembra che più di qualcuno cerchi solo di salvare un posto al sole, quindi di salvare, immaginiamo, qualcuno che magari c'è già, no, in Europa. E poi conclude: spero che non vinca l'astensione, dice. Questo è un bel problema, no? Allora, condivido ambedue le riflessioni del telespettatore, perché abbiamo già avuto modo di soffermarci varie volte sulla questione dell'astensionismo. Penso che sia un fenomeno ormai stabile all'interno di tutte le competizioni elettorali sul nostro territorio, sfortunatamente. Penso poi soprattutto che questo fenomeno si vada ad acuire per le competizioni europee, lì dove queste situazioni non sono mai riuscite ad entrare in perfetta sinergia con i cittadini e con la popolazione. Questa colpa, secondo me, o meglio si può attribuire parte di questa responsabilità, di questa colpa, penso ai politici, ai movimenti politici, perché il più delle volte pare quasi che i candidati per l'Unione Europea siano quasi di serie B. E devo dire la verità che forse questa riflessione, in maniera provocatoria, trova anche un parziale accoglimento nella stesura delle liste per le recenti competizioni elettorali, perché se pensiamo che tutti i più grandi leader dei partiti attuali, quindi Fratelli d'Italia, quindi Partito Democratico, quindi Azione, hanno proposto come capolista in quasi tutte le circoscrizioni proprio il leader di riferimento, che già ha specificato che tanto in Europa non andrà. Come per dire, io metto il mio nome per raccogliere consenso e voti, ma io resto un politico nazionale, quindi io resto in Italia dove davvero si fa la vera politica, e invece in Europa utilizzo il mio nome per carpire consenso e poi vedrà chi andrà lì. In realtà dovremmo capire, e i partiti dovrebbero far capire all'esterno, che ormai il vero potere, le vere decisioni, il vero nucleo politico e anche amministrativo è l'Unione Europea, quindi in realtà dovrebbero cercare di proporre politici validi tanto per le elezioni nazionali che quelle europee, ma soprattutto per quelle europee. Non possiamo pensare di mettere in Europa persone che magari sono scomode al partito, magari persone che cercano di salvarsi un posto al sole, e anzi forse una riflessione potrebbe andare fatta su tutti quegli europarlamentari che sono stati in carica fino adesso e che non hanno più o meno operato nell'interesse del Paese. Io voglio ricordare che c'è il ministro Salvini che è nato come europarlamentare alla ribalta, e mi ricordo benissimo che si lamentava, è sempre stato un anti-europeista, e mi ricordo che appunto alcuni colleghi tedeschi gli avevano un po' tirato le orecchie, diciamo così, un po' contestato insomma il fatto che non fosse proprio uno degli europarlamentari più attivi nelle commissioni e anche nelle sedute plenarie. E quindi l'Europa ha tantissimi limiti e l'ha manifestato con l'adozione anche di normative molto recenti di cui abbiamo parlato, le case green, l'efficientamento energetico. Certo che però se ce ne disinteressiamo perché preferiamo coltivare la nostra politica nazionale, non pensiamo che così facendo non saremo investiti direttamente dalle politiche adottate in Europa. Quindi, posto che l'Europa c'è, posto che ha una serie di prerogative sempre più grandi, sempre più significative, con ricadute dirette, forse sarebbe il caso che questi 76 europarlamentari stessero un po' più tra Bruxelles e Strasburgo. Ecco, allora, torna invece sulla questione dei collegamenti marittimi, la signora Manuela chiede buongiorno a tutti, un'informazione: l'Adriatica invece, il traghetto che porta a Grado, è nuovamente operativa dopo l'avaria dei giorni scorsi? Credo proprio di sì, se credete insomma diamo anche le partenze dal 1° al 14 giugno, partono da Trieste a Grado i collegamenti via mare da Trieste da martedì a domenica, 2 volte al giorno, 8:30 e 16:45, quindi poi il ritorno da Grado. Poi ci sarà un'intensificazione ulteriore dal 15 giugno al 1° settembre proprio per la stagione estiva, e quindi avremo anche 3 collegamenti quotidiani, così abbiamo dato un po' il quadro completo, no? Poi ancora invece Elisabetta ci fa una segnalazione, dice, torna sul tema dei migranti, dice: gli immigrati vengono tanti con la stagione calda, ma se il servizio che la sua ospite accennava inizia a novembre, per bloccarli sono soldi buttati, dice Elisabetta, no? Condivido. Allora, da noi poi dice stanno facendo solo danni, vado a vedere i bei bagni che sono stati messi di recente per loro dal nostro sindaco, non sono solo inagibili ma si sono
impegnati a distruggere anche le vasche dello sciacquone levandole dalle pareti. Noi dobbiamo accoglierle, questo è il loro rispetto verso chi accoglie. Insomma, fa questa segnalazione la signora Elisabetta su danni che sono stati fatti evidentemente ai bagni nuovi. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sei in linea? Mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bucarella, un saluto alla redazione, al gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Allora, mi ha colpito che la gentile ospite è entusiasta di questa Europa. Allora io di tanto entusiasmo ho cominciato ad andare a vedere sul sito dell'Istituto Istat quale convenienza ci ha portato a stare in questa meravigliosa rapportorica Europa. Alla fine le posso garantire che tutti i dati fondamentali del paese stanno andando giù, a parte il discorso delle armi e delle case farmaceutiche. Abbiamo più disoccupazione, più disperazione, più povertà, tutto più però in senso negativo. Poi il fatto di andare in Europa, alla fine come deputata lei sa meglio di me perché è un avvocato, che essere deputato in Parlamento europeo, a parte i 50.000 euro al mese, non conta poco o niente. Vediamo quello che ha fatto la von der Leyen, ha fatto contratti di miliardi di euro, ripeto, miliardi di euro di vaccini, semplicemente con il WhatsApp, impippandosi tranquillamente del Parlamento europeo e parzialmente anche della magistratura europea. Se poi adesso vediamo la nuova piega che ha preso l'Europa, una piega guerrafondaia, sta spendendo le nostre tasse in armamenti che in una guerra che a nessuno interessa, sta appoggiando un regime criminale, quello di Israele, in maniera incondizionata, fornendo, soprattutto l'Italia, fornendo miliardi di euro in armamenti che vanno contro i poveri palestinesi. E mi domando, lei con che coraggio mi dipinge non saprei più neanche come definirla, questo coso europeo che sta mettendo sotto i piedi il suo popolo, lo sta riducendo in povertà. Insomma, non è un fan il nostro telespettatore dell'istituzione dell'Unione Europea, no? Allora, abbiamo capito, grazie, citava tanti dagli armi per le guerre, alle case farmaceutiche, insomma varie situazioni. Sì. No? Allora, io sono entusiasta per le opportunità e le facoltà che l'Unione Europea ha e avrebbe. Non sono di certo entusiasta per come l'Unione Europea le sta sfruttando, anche perché se fossi davvero entusiasta non ci avrei messo la faccia, non mi sarei candidata io, perché potrei tranquillamente stare nel mio ufficetto a gestire la mia professione senza dover raccogliere firme, fare banchetti, presentazioni elettorali, trasmissioni. Quindi evidentemente questo mio entusiasmo, forse mi sono mal spiegata, ma è per quello che potrebbe essere e che evidentemente non è e non è mai stato. Per quanto riguarda alcuni degli spunti che ha offerto il telespettatore, sono tutti spunti che derivano dalle scelte nazionali, perché il fatto di dare gli armamenti all'Ucraina è stato deciso dal presidente Meloni, proprio perché l'Unione Europea non ha una competenza in materia di politica estera. Nessuno ci ha tirato la giacchetta per dire dovete fare questa cosa, dovete mandare i vostri uomini, non siamo mai usciti come Unione Europea con una posizione unica, comune in politica estera. Quindi, piaccia o non piaccia la mia lettura o lo stato di cose, ma sicuramente non è una responsabilità dell'Unione Europea, proprio perché queste decisioni in politica estera sono tutte provenienti da Roma, dal nostro Parlamento nazionale. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? No, scusate, è caduta la linea. Allora, e ancora per quanto concerne il fatto che il Parlamento europeo non abbia effettivamente delle capacità di incidere, sì e no, nel senso che non è un Parlamento come lo intendiamo noi a livello di Parlamento interno, però è un organo elettivo dotato di rappresentatività che è coinvolto in tutte le procedure normative, perché è previsto un parere preventivo, un parere consultivo e un'approvazione definitiva ad opera del Parlamento e congiuntamente del Consiglio. Quindi in realtà non è proprio vero che il Parlamento si astenga dalle valutazioni sugli atti normativi, semplicemente forse i nostri europarlamentari non hanno partecipato attivamente a queste procedure di adozione di atti normativi. Tuttavia,
se si ritiene, si può anche mettere mano ai trattati istitutivi dell'Unione Europea e magari vedere di modificare alcune regole deliberative, alcune capacità, alcune prerogative delle varie istituzioni, ma comunque sia voglio ricordare che noi come paese fondatore dell'Unione Europea godiamo del quasi più del 10% di parlamentari in seno a tutta l'Assemblea, quindi penso che avremmo potuto fare la differenza se avessimo votato in maniera compatta e programmatica per un interesse comune più grande, quello dell'Italia in teoria. Allora, facciamo intanto vedere la vignetta di Marco Englaro. Che si rifà a quello che dicevo prima. Proprio a quello che stava dicendo. Allora, ma li candida in Europa per mandarli via dall'Italia? Magari. È spiritosa, no? L'abbiamo fatta vedere perché sono simpatica. Allora, vediamo se ora andiamo magari ecco, sulla pagina del giornale Libero, che ci sono dei problemi con il mio microfono, però la candidata so che ha un appuntamento importante oggi per presentare il programma, sono gli ultimi appuntamenti elettorali in vista proprio del 8 giugno. Sì, è un momento di confronto sul territorio che mi è sempre lasciato molto interessata, perché si parla di zone di confine dove c'è una comunità nutrita, fortunatamente sempre più nutrita, di connazionali che stanno lottando per preservare, tutelare, promuovere la nostra cultura in Slovenia. Quindi quest'oggi incontrerò le CAN, che sono le comunità autogestite della comunità italiana, proprio per cercare di recepire alcune delle loro istanze programmatiche da inserire nella nostra proposta elettorale e per un confronto su quelle che invece sono le mie proposte, le mie idee per cercare di agevolare e incentivare una collaborazione sempre più proficua con queste comunità. Le comunità sono un unicum per la Slovenia, perché in realtà c'è quella italiana che è quella più nutrita e una piccolina ungherese. Quella italiana è riuscita ad avere un riconoscimento con l'inserimento proprio della sua istituzione in Costituzione e questo non è stato gratuito, nel senso che ci sono stati tantissimi parlamentari connazionali che si sono impegnati, hanno profuso tantissima fatica in questa politica e fortunatamente oggi ne possiamo raccogliere i frutti. Tra le idee che penso almeno di poter proporre quest'oggi, in attesa di ascoltare quello che invece mi verrà rappresentato da loro, c'era un maggior efficientamento degli accordi transnazionali per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, quindi con l'inserimento magari di rotte marittime dalle zone costiere del litorale sloveno a Trieste e in generale al Friuli Venezia Giulia, quindi anche a Monfalcone. C'era la tutela del Made in Italy anche nelle zone attualmente nella disponibilità dei connazionali, e sto pensando che proprio da queste zone della Slovenia provengono delle eccellenze in materia soprattutto dell'agricoltura e della viticoltura, quindi sono senz'altro prodotti che vanno tutelati. E poi un problema sul riconoscimento dei titoli, l'equivalenza dei titoli di studio, perché più delle volte i connazionali decidono di intraprendere un percorso universitario a Trieste e poi fortunatamente decidono di tornare a operare per quella che comunque è tanto quanto l'Italia è la loro patria, cioè la Slovenia, e a quel punto però si apre una grandissima difficoltà, ossia devono attivarsi per il riconoscimento del titolo. Quindi Unione Europea, uniformità e armonizzazione, in realtà per una zona di confine e questa armonizzazione ancora non c'è, penso che sia arrivato il momento di dare una risposta. Forse il momento della svolta, insomma. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? È caduta la linea, abbiamo qualche piccola difficoltà. Ci scrive Loredana, dice fare sistema, ma per l'amor del cielo già anni fa il presidente Maresca fece un accordo con Capodistria, noi vi diamo le auto, noi ci teniamo i container, alla fine loro si presero tutto, dice Loredana. Vi rendete conto che i loro costi sono inferiori ai nostri? Mettiamo i piedi per terra, dai, dice Loredana. Insomma, Sì, io penso che l'appello che vanno fatto gli operatori del settore trovasse la sua ragione in un accordo ben più ampio di respiro, non un accordo magari basato su un breve periodo e comunque è raggiunto a livello locale. Penso che una cosa del genere, un piano debba essere previsto, non dico per tutto il quinquennio della prossima legislatura europea, ma credo che in certi settori sia utile ragionare a più ampio respiro. Una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi?
Vedo sparire il segnale, allora qualche piccolo intoppo. Comunque ormai siamo quasi alla conclusione di questa prima ora della presenza qui appunto di Lucrezia Kermaz, di Alternativa Popolare, lo ricordo, candidata alle prossime europee. Ormai siamo addirittura d'arrivo, sabato e domenica si vota, lo dicevamo all'inizio. Non c'è il silenzio elettorale di fatto? Esatto, di fatto l'abbiamo scoperto anche noi, così quasi per caso, insomma, visto che facciamo questo lavoro e ci siamo preoccupati di saperlo, quindi campagna elettorale fino a venerdì, poi sabato e domenica si va al voto, come il voto per le europee, così ci sarà anche il voto in alcuni comuni per il rinnovo dei consigli comunali, ma quello è un altro tipo di partita, insomma. Allora, l'ultimo, diciamo, appello per quanto riguarda appunto la candidatura e Alternativa Popolare. Sì, allora la lotta all'astensionismo abbiamo già fatto qualche riflessione prima, quindi preferirei cambiare argomento e insisterei sull'argomento del voto utile, che tante volte è stato utilizzato per andare a scoraggiare il voto di partiti piccoli, partiti nuovi, proprio perché quello non è un voto utile, tanto non arriveranno mai alla soglia di sbarramento, non potranno mai andare effettivamente in posizioni di governo, quindi è un argomento che viene utilizzato e strumentalizzato un po' per tutte le competizioni elettorali. Invece qui io sostengo il voto utile nel senso le cose stanno andando male, l'Unione Europea non ha tutelato, o tanti degli Stati membri non ha tutelato l'Italia. Come si diceva, questo è stata a nostro avviso una delle responsabilità che obiettivamente si possono imputare ai nostri stessi politici. Quindi il voto utile potrebbe essere quello finalizzato al raggiungimento di un programma elettorale nuovo, con punti chiari, con persone che per la prima volta si affacciano a cercare di ricoprire incarichi politici e incarichi istituzionali, e quindi il voto utile per qualcuno che finora non c'è mai stato, non ha mai avuto l'occasione e dovrebbe quindi potersi sfidare su un terreno nuovo. Abbiamo già visto come hanno governato i partiti canonici, dalla destra alla sinistra, i partiti vecchi, e quindi il voto utile è un voto nuovo, un voto che nel bene e nel male non sappiamo quello che ci riserverà, però data la situazione che invece quella è ormai una constatazione, non possiamo che guadagnarci se dovesse andare bene. Quindi voto utile e Alternativa Popolare è una proposta innovativa con persone nuove. Grazie a Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare per essere stata con noi, e torni a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Vi presento subito la nostra prossima ospite, si tratta di Isabella De Monte di Italia Viva, bentornata nei nostri studi, grazie di essere qui. Buongiorno a lei. Oggi nella Commissione Politica Europea per l'Europa, appunto, già parlamentare europea, questa volta non è candidata, lo dicevamo prima, no? in questa tornata elettorale abbiamo parlato molto con l'ospite invece che era candidata precedente, però le chiedo magari subito come vede lo scenario politico per questo rinnovo del Parlamento europeo. Ma devo dire che ho visto cambiare, come ha detto, io sono stata candidata alle elezioni europee nel 2014 e nel 2019, è sicuramente una situazione molto diversa rispetto a quella che ricordiamo, perché nel 2014 c'era un po' la contrapposizione tra chi era pro-euro, anti-euro, nel 2019 c'era al centro il tema dell'immigrazione, adesso sembra un po' più, diciamo, attenuata questa situazione, sia per quanto riguarda l'euro, di cui devo dire non si parla più, ci mancherebbe altro, e anche sul tema dell'immigrazione. Però quello che è chiaro, e per questo noi ci proponiamo come Stati Uniti d'Europa, è che ci sia una differenza piuttosto importante tra chi è europeista e chi non lo è, tra chi vuole un'Europa più forte, un'Europa più solida, un'Europa che protegge, da chi vuole qualche cosa di o totalmente diverso, oppure comunque con proposte molto attenuate rispetto alla nostra. Quello che noi rileviamo è che oggi serva assolutamente una scelta più forte, più nitida. Stati Uniti d'Europa parla da sé a proposito di programma elettorale, a proposito di prospettive per i prossimi 5 anni, perché quello che noi purtroppo abbiamo attorno, da guerra, situazione nel Medio Oriente,
che anche quello che succederà negli Stati Uniti naturalmente influirà anche sulla situazione europea. Certo. Ecco, per questa ragione noi abbiamo bisogno di una proposta completamente diversa rispetto al passato e anche più, diciamo, strutturata. Più strutturata. Allora, abbiamo una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Volevo porre questa domanda all'onorevole, ex onorevole Isabella De Monte. Prego. Allora, nella passata legislatura, quando era deputata alle europee, lei è comparsa in una lista di nomi dell'agenda di Soros, e noi sappiamo benissimo che Soros è un personaggio che lavora contro l'Italia. Non ha mai, da quello che mi risulta, lei non ha mai smentito l'appartenenza a questa Allora. diciamo, a questo club, diciamolo così. Ora i suoi gusti in termini di frequentazioni europee sono cambiati? Grazie, buongiorno. Allora, questa è la domanda, arriva subito proprio così. Adesso le facciamo rispondere subito dall'ospite. Allora, no, lo ringrazio perché questa domanda fa chiarezza, perché devo dire viene tirata fuori periodicamente, spesso, a parte che io ero nel Partito Democratico allora, quindi diciamo quindi è una situazione completamente cambiata anche nuova, rispetto a no? questo. Però che cosa fece a sua volta? In realtà un'agenzia, non proprio direttamente Soros, realizzò una lista di parlamentari che facevano parte di determinate commissioni. Io allora all'inizio della legislatura facevo parte della commissione economica, devo dire è cambiato tutto molto velocemente perché in realtà poi sono andata in commissione trasporti, quindi anche quella situazione lì non c'è. Ed era una lista redatta per capire quali parlamentari diciamo potevano portare avanti determinate politiche, ma io personalmente non ho mai avuto a che fare, non gli ho mai parlato e quindi diciamo sono cose propagandistiche che vengono tirate fuori da un certo anti-europeismo che classificherei come fake news e che non perderei tanto tempo rispetto a una cosa che peraltro risale a 10 anni fa e quindi diciamo che è una notizia anche piuttosto vecchia, ormai strasuperata. Vabbè, insomma, ci ha dato il nostro telespettatore, ci ha dato l'opportunità di spiegarlo una volta di più. Allora, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? No, credo sia forse caduta la linea, invece tornando alla lettura dei giornali di questa mattina, vediamo molto in primo piano su tutti i quotidiani, magari da diversi punti di vista, questo attacco a Mattarella, poi Meloni che a sua volta attacca e la sinistra che non rispetta il Colle, insomma c'è un po' una bella bagarre, possiamo dire purtroppo così. Bisogna dire che nella fase anche di campagna elettorale si accentuano le situazioni un po' in uso elettorale, fa specie che non ci sia una omogeneità nemmeno all'interno della maggioranza, perché abbiamo visto appunto da parte della Lega, un esponente in particolare, attaccare il presidente Mattarella, poi il segretario di partito nonché ministro dei trasporti Salvini fare un passo indietro, naturalmente con il grande imbarazzo di chi invece sostiene il Presidente della Repubblica, in particolar modo si è esposto il Ministro Tajani, nonché esponente chiaramente di Forza Italia, e quindi diciamo che c'è una situazione abbastanza traballante, ma questo non riguarda soltanto la campagna elettorale, lo vediamo anche nelle proposte di riforma, perché diciamo Fratelli d'Italia si è intestata il premierato, la Lega l'autonomia differenziata, Forza Italia si è intestata la separazione delle carriere. Il punto dopo oltre 1 anno e mezzo di legislatura e di governo è che c'è un nulla di fatto sotto ogni punto di vista di queste riforme, ma soprattutto quello che emerge è un contrasto interno, ma anche una diffidenza, perché il fatto che si vada avanti un passettino alla volta per tutte e 3 queste riforme dimostra che in realtà questo governo, che doveva essere un governo di colore, un governo politico solido, in realtà è quanto mai fragile, anche perché l'Unione Europea ha delle posizioni anche piuttosto diverse. Allora, andiamo a leggere anche la mail da parte dei nostri telespettatori. Dunque, Roberto ci scrive: buongiorno, certo che dell'euro non si parla più, a 20.000 al mese, dice indennità comprese, chi volete che parli dell'euro? Parla dei parlamentari europei, il denaro zittisce tutte le polemiche, insomma un po' polemica. Al di là degli importi che sarebbero diciamo anche sbagliati, ma comunque il tema non è questo.
noi con l'euro abbiamo avuto una stabilità economica, guai se non fosse stato così, tant'è vero che appunto la campagna ultima sull'anti-euro risale ormai al 2014, quindi noi abbiamo attraversato purtroppo una crisi economica, abbiamo attraversato una crisi pandemica, abbiamo una situazione internazionale, quindi credo che veramente l'ultimo dei nostri problemi sia oggi mettere in discussione qualche cosa che è assodato addirittura dai partiti che erano euroscettici, cioè non vediamo più la Lega con le magliette no euro, il Movimento 5 Stelle, ve lo ricordate, nel 2014 quando propose il referendum contro l'euro, addirittura tutte queste forze politiche che erano quelle più contro l'euro adesso stanno zitte, e anzi io posso dire di aver partecipato anche a dei dibattiti in cui dicono bisogna andare verso un'Europa più forte, verso una politica della difesa comune, quindi addirittura vanno verso qualche cosa, un tentativo tutto sommato di una politica che invece noi proponiamo in maniera molto netta e chiara, che è quella di Stati Uniti d'Europa. Quindi se noi diciamo abbiamo la possibilità di avere qualcuno, qualche realtà come l'Unione Europea che ci difende e che ci protegge, io credo che dovremmo andare convintamente verso quella direzione, perché comunque la situazione internazionale, come vediamo, è anche piuttosto complessa, è difficile e anche preoccupante per gli scenari che attua. Per quanto riguarda il vostro impegno come Italia Viva, ma anche poi in vista proprio in chiave europea di Stati Uniti d'Europa, avete proposto recentemente anche un approfondimento sulla questione dello sviluppo del nostro porto, nel Porto Vecchio, quindi anche in questo l'Europa ha molta voce in capitolo in realtà. Sì, no? Assolutamente, devo dire che è stata un'iniziativa molto interessante, perché ha dato anche delle informazioni che a volte anche a noi sfuggono sulle possibilità di sviluppo, su quello che ci potrà essere un centro congressi, attività ricettive, mettere al centro, devo dire, io quando penso al Porto Vecchio mi viene in mente una parola che è fascino, cioè per me è un'area assolutamente affascinante, bellissima, che può rimettere al centro, credo, Trieste, anche di una visibilità internazionale per questa sua capacità di sviluppo, e quindi in questo senso noi abbiamo fatto un'iniziativa per parlarne, ma anche per diffondere un po' di informazioni su quello che potrà essere anche il futuro, e in questo senso certamente l'Unione Europea con i suoi fondi che mette a disposizione potranno essere quelli sulla riqualificazione energetica, sullo sviluppo turistico, ci sono tante cose. Quello che è molto particolare a livello europeo è il fatto che funzionano molto i progetti di riconversione, sì. no? Ad esempio, parlo di altre realtà che non riguardano Trieste, ma ad esempio bonifiche che hanno portato sviluppo turistico, no? Attività ricettive, possibilità di turismo sostenibile e via di seguito. Quindi le opportunità ci sono, e guardate, ogni volta che si dice l'Europa matrigna, l'Europa che ci porta via questo e quello, in realtà noi automaticamente rinunciamo a cercare le opportunità e restituiamo a Bruxelles i soldi che invece dovremmo prendere, e sono davvero parecchi. Sono tanti. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia di Isabella De Monte di Italia Viva, poi avremo anche i nostri collegamenti esterni, sia con il nostro Umberto Bosazzi, sempre dalla città di Trieste, sia con, credo, Omar Costantini da Premariacco, per dare conto ancora una volta, insomma, delle ricerche dell'ultima persona scomparsa all'interno del fiume Natisone. Allora ci fermiamo per una piccola pausa, fra pochissimo. Sono le 9:19, siamo sempre in compagnia di Isabella De Monte, e adesso ci colleghiamo con il nostro Umberto Bosazzi, che si trova nella parte alta, diciamo, di via Commerciale, per raccontarci di un disagio che sta subendo un cittadino di Trieste. Allora nuovamente buongiorno Umberto, e anche buongiorno al tuo ospite, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno nuovamente ai telespettatori e alla tua ospite. Siamo, come hai detto tu, alla fine di via Commerciale, e siamo in compagnia del signor Fausto Del Cielo per raccontare quello che è un disagio, come hai detto tu Laura, ma anche quella che fondamentalmente è una storia abbastanza tipica
se vogliamo, del nostro paese, che è un paese fatto di demanio, di servitù, di passaggio, anche come in questo caso di un sedime che, mettiamola così, cambia destinazione d'uso e impedisce altre cose. Allora facciamo il punto. Di che cosa si tratta? Siamo lungo il percorso del tram di Opicina. Ci troviamo a Fermata Banne. In questo sito è stata edificata una banchina per l'adeguamento ai disabili per salire sul tram. Con la costituzione di questa banchina, questo manufatto, automaticamente mi è stato inibito l'accesso alla mia proprietà, che si trova a circa una ventina di metri dopo i cartelli. Quindi non posso né accedervi né fare qualsiasi altra attività, perché la banchina ha al termine del suo tratto una ringhiera, quindi non è possibile scendere. Sì. Attraversare lungo le rotaie è vietato, perché si incorre in una sanzione penale, ammende e quant'altro, e risulta quindi che il terreno di mia proprietà è totalmente privo di valore. Non posso utilizzarlo, non posso venderlo, non posso fare niente. Quello che sto chiedendo da più di un anno al Comune di Trieste, che mi dia un'alternativa per poter accedere comodamente come lo facevo prima. Quindi lei, facendo un riassunto, lei non può accedere al suo terreno e non ci sono alle viste soluzioni, pare di capire. Siamo sempre passati da quando risulta la proprietà del terreno, ossia dal 1700 e rotti. Il terreno era là, si accedeva sempre di qua, perché questa qua era la strada vecchia commerciale su cui transitavano tutti i traffici e quant'altro. Adesso praticamente, una volta dal 1830, quando è stata costruita la nuova strada per Opicina, dal 1830 al 1902, anno in cui è stato installato il tram, l'area è rimasta disponibile, quindi utilizzata da tutti i proprietari che avevano i terreni lungo la linea. Lei ha interloquito con qualcuno? Sì, durante i lavori ho parlato con il responsabile tecnico che eseguiva i lavori. È stato sempre assicurato che si sarebbe provveduto a ottenere una soluzione che desse soddisfazione ad ambedue le parti. Terminati i lavori è sparito tutto. Ho cercato di contattare inizialmente con un legale, la risposta è stata picche. Poi ci siamo andati in mediazione, anche là la stessa identica risposta. Non c'è da parte del Comune di Trieste nessuna disponibilità a poter transare su una soluzione che dia ad ambedue la soddisfazione Cioè io non voglio togliere la banchina, ma fatemi accedere. Una normale richiesta. Allora, questo è tutto, Laura, qui da via Commerciale. Se non ci sono domande da studio restituirei la linea. Grazie Umberto per averci fatto conoscere questa situazione. Chiederemo magari anche noi, cercheremo di sollecitare qualcuno per capire come mai non è possibile trovare una soluzione. Insomma, il signore non riesce ad entrare nel terreno che è suo. Insomma, no? Certamente, sì, anche perché è davvero non solo curioso, ma non è accettabile che un cittadino abbia un fondo intercluso, quindi da qualche parte dovrà accedere, anche perché comunque c'è una situazione chiaramente preesistente. Esatto. Quindi io non conosco, è chiaro, noi sentiamo oggi una descrizione, però un cittadino non può essere neanche lasciato solo in questa situazione. Infatti. Quindi chi ha la responsabilità in questo caso deve assolutamente parlarci, bisogna trovare una soluzione, perché è certo c'è una priorità, il trasporto, i binari, tutto quanto, una strada, però bisogna anche rispettare la proprietà privata di chi ha dei terreni e deve riuscire ad accedere appunto alla propria abitazione, al proprio fondo, e soprattutto se una situazione così evidenziata credo che bisogna dare una risposta anche in tempi brevi. Assolutamente. In realtà, Laura, sì. una soluzione sarebbe stata prospettata, cioè quella di accedere da altri fondi. Sì, io dovrei preoccuparmi di accedere attraverso altri fondi, cioè costituire io una servitù di passaggio, cioè tutto oneri che io non sono interessato a farlo. Io transitavo
siamo transitati qua da centinaia di anni senza nessun problema, adesso di punto in bianco, nel pieno rispetto di tutte le regole a cui bisogna adeguarsi, nulla osta però che io non posso essere privato del diritto di accedere alla mia proprietà. Chiarissimo. Si immagina poi quante carte bollate e documenti sarebbero necessari, questa è la gioia della burocrazia del nostro Paese. Grazie al signor Fausto, grazie Laura, restituisco la linea. Grazie Umberto e anche al tuo ospite, insomma, speriamo che qualcosa si smuova, che almeno appunto, come diceva anche la nostra ospite, il cittadino sia ascoltato, no? In qualche modo ci sia un dialogo, perché questa è la prima cosa per poter risolvere la situazione. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Vediamo se riusciamo a parlare con... È caduta la linea. Allora, invitiamo il nostro telespettatore eventualmente a richiamarci, evidentemente ha dovuto aspettare un po' troppo. Ci sono anche delle segnalazioni, delle mail che arrivano continuamente al nostro indirizzo. C'è ancora la questione migranti che viene riportata ancora all'attenzione da parte di Elisabetta, dice, torna un po' a ripetere, perché l'aveva già detto prima anche all'ospite precedente, che secondo lei la soluzione prospettata per bloccare i flussi migratori attraverso questi campi in Albania, no, di cui si parla anche oggi sul giornale, sarebbero soldi buttati, dice Elisabetta, perché gli immigrati arrivano con la stagione estiva, quindi se questo deve essere attuato poi da novembre, in realtà non è più utile, insomma, questa è l'opinione della nostra telespettatrice. Sì, se posso fare un commento, in realtà è una notizia anche degli ultimi giorni, purtroppo, di cantieri in ritardo, di una situazione ancora a livello di giurisdizione italiana che non si è completata, quindi sembra un po' una cattedrale nel deserto al momento. Su questa situazione noi chiederemo ovviamente chiarezza al governo, perché non è possibile che 100 milioni di euro siano buttati in questa maniera, quindi se possiamo in qualche modo sostenere, noi come Italia Viva abbiamo sempre tenuto un atteggiamento costruttivo nella situazione del governo, perché pensiamo che quando ci sia qualche cosa di giusto noi approviamo, ma in questo caso devo dire che la situazione già evidenziata di questo cantiere in Albania è abbastanza preoccupante. Per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, io credo che comunque 3.000 posti non facciano certamente la differenza, e trovo anche abbastanza disdicevole che qualcuno prospetti questa collocazione come una sorta di attività dissuasiva, cioè noi dobbiamo avere rispetto invece per un paese. Poi sappiamo che come regione, come in Trieste, che è il capoluogo, abbiamo sempre avuto un rapporto anche privilegiato e di collaborazione con i paesi dei Balcani occidentali, quindi trattare l'Albania come una sorta di parcheggio che deve fare paura, che deve dissuadere dal partire, io credo che sia un fatto che non possiamo assolutamente condividere. Dopodiché è chiaro che la situazione è ancora molto difficile a livello di arrivi, per cui ecco, anche questo la destra di governo ha sempre detto: quando ci saremo noi pugno duro, porti chiusi, non arriveranno più, eccetera, rimpatri, eccetera, ma ormai è passato 1 anno e mezzo, dico, e la situazione non è assolutamente cambiata, quindi in realtà sembra facile, come in tutti i casi, no? In cui quando si è all'opposizione dire facciamo così, facciamo colà, poi al governo scopriamo che abbiamo una maggioranza in realtà molto più europeista di com'era dall'opposizione, e anche in termini di immigrazione in realtà questo pugno duro assolutamente non si vede e la situazione è pari, se non peggio, a quella del passato. Un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Daniela, buongiorno. Mi sente? Sì, la sentiamo, buongiorno. Sì, allora io volevo dare una mia opinione personale, non parlerò di partiti perché so che ce la fa condicio, e poi naturalmente se la sua ospite vuole dare una sua opinione, se no non è un problema, io nel senso dico quello che penso io, che penso sia giusto. Io dico che vogliono farci votare adesso per le elezioni europee, no? Secondo il mio punto di vista il Parlamento non ha nessun diritto a legiferare né a modificare o bloccare leggi che invece secondo me vengono scritte e guidate dalla Commissione europea con sede a Strasburgo.
Infatti, secondo me, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, chi decide veramente sulle nostre sorti in Europa sono le multinazionali private, i gruppi oligarchi e per nulla democratici, aggiungo. Infatti, la risposta a tutto ciò me la do da sola e la do anche perché è reale. In questa commissione non può essere presente nessuno del popolo eletto dal popolo. Questo mi sembra già chiaro per far capire che tutto quello che ho detto sopra è reale. Quindi, prima di dire l'Unione Europea, io non è che ce l'ho con l'Unione Europea se non avesse messo queste leggi assurde sulle case, in più adesso è arrivata la notizia anche che l'OMS non è passato il trattato pandemico e l'Unione Europea si mette di mezzo per dar manforte a tutto quello che è successo tempo fa, si sa, con il Covid. Quindi questa Unione Europea, secondo me, proprio non ha motivo di esistere per noi italiani, perché è solo un danno ed è tossica. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei Daniela, buona giornata. Allora, questa è l'opinione della nostra telespettatrice, che a volte insomma è anche un po' diffusa, no? Qualche volta si parla spesso insomma di questi temi. No, è comprensibile che sia diffusa perché purtroppo non si sa come funzionano le istituzioni europee. Diceva una cosa giusta la nostra telespettatrice, cioè il fatto che non c'è l'iniziativa legislativa del Parlamento, ed è vero, e in effetti è una cosa che noi vogliamo cambiare, come anche vogliamo l'elezione diretta della Presidente o del Presidente della Commissione Europea, dei commissari, quindi in questo senso sono assolutamente d'accordo, cioè noi dobbiamo introdurre un sistema democratico per cui i cittadini, oltre a eleggere i parlamentari, devono decidere anche quello che potremmo chiamare l'organo di governo. Ecco, la cosa sbagliata, e lo devo dire, che non è che governino le multinazionali, l'Unione Europea è governata dagli Stati membri, che sono notoriamente 27. Perché dico questo? Perché quando noi vediamo la Meloni che va a Bruxelles al Consiglio Europeo, ecco, e lì si decide la strategia, no? I capi di Stato e di Governo, quindi Macron, Meloni, eccetera, vanno a Bruxelles, si siedono intorno a un tavolo e decidono le cose strategiche. Dopodiché la seconda cosa per cui pesano gli Stati membri è il Consiglio dell'Unione Europea, cioè il colegislatore del Parlamento Europeo. Allora, quando io vedo che il governo va a votare a favore del Case Green e poi torna a casa e dice che è contrario, a me francamente fa ridere ma anche rabbia. Terza cosa, i governi indicano i membri della Commissione Europea. Gli Stati membri decidono, i membri della Commissione Europea. Nel 2019 la Lega perse l'occasione perché arrivò in ritardo e di conseguenza poi cade il governo, ma è una colpa della Lega. Vi ricordate forse che doveva essere Giorgetti, doveva essere Fontana, hanno perso un colpo e diciamo, è arrivato Gentiloni. Adesso però l'occasione è del governo, si parla di Fitto, si parla di Giorgetti, si parla di Belloni, eccetera, eccetera. Però ricordiamoci che oggi il potere è quasi integralmente in capo agli Stati membri e questa è la situazione che noi dobbiamo cambiare, perché i cittadini effettivamente hanno una sorta di diciamo elezione indiretta, no? Perché comunque eleggono il Parlamento italiano, c'è un governo e questo governo poi va a Bruxelles a decidere le cose. Noi dobbiamo invece cambiare, e questo è Stati Uniti d'Europa, cambiare questo sistema e fare in modo che i cittadini abbiano un rapporto più diretto e anche di controllo verso non solo il Parlamento europeo che viene eletto, ma anche verso chi ha oggi il peso e quindi l'altra parte del colegislatore, ma soprattutto l'organo di governo dell'Unione Europea. Allora, abbiamo un'altra telefonata in attesa, la sentiamo subito, dopo dobbiamo andare rapidamente in pubblicità. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Dalla linea, stavo in attesa. Sono Antonio. Buongiorno. Volevo chiedere alla signora politica e anche a lei, perché lei dica, Antonio, sente tutte le campane, come si permettono di fare osservazione a un signor Mattarella, che se lo facessi io sarei denunciato per vilipendio a capo dello Stato. E qua la Meloni sta zitta, non si vergognano. I leghisti dovrebbero andare nelle fogne
tutti i registi delle fogne. Antonio è molto arrabbiato insomma su questa vicenda appunto degli attacchi al Presidente, dice se lo facessi io addirittura avrei problemi, no? Io dico che il signor Antonio ha più che ragione e io capisco anche il modo in cui si scalda e si arrabbia perché proviamo tutti la stessa cosa, chi sostiene diciamo, le istituzioni italiane, perché il Presidente della Repubblica rappresenta tutti i cittadini e ricordo che ha anche tenuto la barra dritta, potremmo dire, ha retto il Paese in situazioni molto difficili, durante la pandemia, durante tutte le difficoltà che ci sono state, ed è un punto di equilibrio per tutti, no? Perché comunque vediamo anche che è molto amato quando va nelle manifestazioni pubbliche, perché è una persona davvero pacata, equilibrata, e condivido che una Presidente del Consiglio che sente questi insulti, questi attacchi così beceri e così crudi dovrebbe dire effettivamente qualcosa, anche perché è il Presidente di tutti e in questo senso deve avere rispetto di tutti. Chiarissimo. Allora, prima di andare in pubblicità io vedo pronto per il collegamento il nostro Omar Costantini dalla redazione di TV12, dal ponte, dal famoso ormai purtroppo ponte sul fiume Natisone, dalle parti di Ossaria di Premariacco. Allora, a te la linea Omar, buongiorno, ci sono delle novità? Sì, grazie Laura, come hai detto tu ci troviamo proprio all'altezza del ponte sul fiume Natisone che separa Leproso e Ossaria in comune di Premariacco. Purtroppo novità dell'ultima ora non ce ne sono perché sono scattate intorno alle 8, anzi sono ripartite in massa le ricerche, appena le condizioni anche del tempo si sono stabilizzate. Va detto che per fortuna non piove più da diverse ore, ma chiaramente l'occhio, anche se onestamente stamattina quando sono arrivato qui intorno alle 8:15 c'era uno splendido sole, adesso le nuvole stanno di nuovo facendo capolino, ma non è tanto questo maltempo che preoccupa, queste nuvole che preoccupano, perché quello che conta è che alla sorgente del fiume Natisone, cioè in Slovenia, ricordiamo il Natisone nasce a circa una decina di chilometri tra Robic e Kobarid, Caporetto, e praticamente lì sta piovendo a dirotto, ci sono chiaramente scrosci di pioggia abbastanza interessanti che chiaramente caricheranno ulteriore acqua, però quello che conta al momento è che, come vedete, il fiume Natisone è calato di livello e questo permette ai soccorritori anche di potersi muovere nella massima tranquillità, potersi muovere senza tanto pericolo lungo le due sponde che separano, che dividono il corso d'acqua. Alle 11 la novità è questa, ma ormai è un'agenzia di stampa, alle 11 ci sarà la conferenza stampa proprio del procuratore della Repubblica a Udine, che come TV12 noi seguiremo, che insomma qualcosa pare emergerà da questa conferenza stampa. Chiaramente se ci saranno importanti novità nel recupero insomma di Christian, che è il disperso ufficialmente della comitiva composta da queste 3 giovani, 2 vittime accertate purtroppo, le 2 ragazze, oggi ci sarà anche la Camera Ardente, domani sempre a Udine ci sarà una piccola cerimonia, una funzione religiosa con rito ortodosso e poi, una volta ricevuto il nulla osta, le 2 salme di queste 2 sfortunate ragazze saranno rimpatriate nei loro paesi d'origine in Romania, dove verranno insomma sepolte all'interno delle tombe di famiglia. Per il momento è tutto, ripasso la linea alla collega Laura Bucarella, a te Trieste. Grazie Omar Costantini, quindi questi gli aggiornamenti puntuali della situazione, una tragedia davvero che ci ha colpito tutti, ha colpito tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia, non solo, insomma un po' tutta Italia. No? Sì, assolutamente, io dico questo è purtroppo il momento del dolore, ci sono 2 ragazze che hanno perso la vita veramente così giovani, avevano tutta la loro vita davanti ed è veramente un dispiacere. Approfitto però anche per ringraziare il sindaco, l'amministrazione, tutti i soccorritori e anche la comunità di Premariacco, anche dei comuni vicini, perché so che si sono immediatamente attivati per dare il loro contributo, magari preparano una pasta asciutta per i soccorritori, qualsiasi cosa, una parola di conforto e di vicinanza, perché in questi casi scatta, la cosa è bella, insomma la solidarietà, i valori importanti che ci devono contraddistinguere, star vicino a persone
che non conoscevamo, non conosciamo, ma compresi i familiari appunto. Dobbiamo sperare, anche se ovviamente è ancora molto difficile che possa accadere, ma il ritrovamento di Christian vivo sarebbe almeno un sollievo in questa situazione così drammatica. Una bella notizia. Allora, dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo sempre in compagnia di Isabella De Monte di Italia Viva e abbiamo anche una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno dottoressa Bucarella, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e alla sua ospite. Buongiorno. Guardi, vorrei riprendere due parole che ha detto il sindaco domenica in occasione della festa della Repubblica. Sì. Amiamo il paese e rispettiamo le regole e le leggi. Adesso qualsiasi può controllare cosa è Trieste. Trieste è diventato territorio libero con il trattato di pace del 1947 e se tiriamo fuori gli allegati, che è sempre legge della Repubblica Italiana, noi non possiamo far parte dell'Europa politica per allegati, per legge, non possiamo. Nessuno parla, nessuno fa chiarezza su questo. È una cosa, mi scusi, ma è una cosa vergognosa. Tutti i mezzi di informazione, tutti i politici che si presentano, nessuno fa chiarezza su questo, nessuno sa niente, tutti omertosi. Basta tirar fuori, tiriamo fuori il trattato di pace, leggiamo gli allegati, come per esempio sull'IVA. Non è mica un segreto. Si tira fuori la legge 633 del 72 perché l'IVA è entrata in vigore il 1° gennaio del 73 e vediamo che siamo derubati perché è scritto chiaramente su tutto il territorio dello Stato. È il territorio della Repubblica Italiana, i confini sono stati determinati con il trattato di pace. Va bene, Fulvio, dice il signor Fulvio, nessuno lo fa sapere, nessuno ne parla, lo fa lui quasi tutte le mattine qui a Sveglia Trieste. Signor Fulvio, lo ringraziamo insomma, per la telefonata, l'annosa questione, no? Trieste territorio libero, eccetera, insomma, non so se vuole rispondere o intervenire sulla questione. Appunto, sono questioni annose, se fosse così facile sarebbe stato risolto, io dico, no? Perché comunque ci sono sempre le vie giuridiche, perché non ne abbiamo altre, non possiamo utilizzare metodi più cruenti per risolvere le cose, quindi in realtà le strade ci sono sempre state per chiarire questo punto. Se non si è fatto è evidente che non ci sono i termini, perché comunque sono cambiati i governi, sono cambiate amministrazioni comunali, regionali, e tutto quanto non è tanto una questione di omertà, è una questione che probabilmente si è capito che non ci sono gli estremi per poter risolvere in quella direzione, anche perché per quanto riguarda l'IVA, ecco, noi a proposito di questioni doganali, abbiamo ormai un'unione doganale da 50 anni e non abbiamo mai sollevato in nessun tipo di contesto questo aspetto, e quindi non è che possiamo dire che siamo in un territorio dopo 50 anni, cioè la cosa doveva essere rivendicata al tempo, e se non è stato fatto, io allora ero nata da poco, quindi non potevo assolutamente agire in quella direzione, e di conseguenza purtroppo sono cose ormai anche superate dal punto di vista proprio dei trattati internazionali, ed è un po' difficile. Capisco che ci siano posizioni diverse, però ripeto, se fosse così chiaro e definito sarebbe stato risolto da un pezzo, cosa che non è avvenuta, no? Insomma. Allora, ci scrive Roberto, dice: buongiorno Sveglia Trieste, questa poi è buona. Vedendo il collegamento di prima del nostro Umberto Bosazzi con il signore che ha il fondo vicino ai binari appunto della Trenovia, questa poi è buona, il tram è fermo per via di un privato che non può accedere alla sua partecipazione
particella, ma scherziamo, una barzelletta spero, altrimenti mi viene da piangere. E poi volete fare la cabinovia, dice, ha messo in parallelo le due cose. Non è che il tram sia fermo per questo signore, insomma, che non può accedere al proprio fondo, ecco, non è così automatico, no? No, Il tram è fermo per ben altre questioni, insomma, tecniche, lo sappiamo, dopo l'incidente di ormai 8 anni fa, se non mi sbaglio, non è più ripartito, insomma, lo stanno cercando di ultimare i lavori, prima o poi lo rivedremo andare avanti e indietro, però dice così, lo colpiva, insomma, questo fatto del cittadino privato che non può accedere appunto alla sua particella di sua proprietà, no? Certo, sì, no, dicevamo poco fa, in realtà credo che appunto le cose non siano assolutamente connesse, certo che il cittadino, come dicevamo, se non ricordo male il signor Fausto, diceva che ha una situazione piuttosto grave da risolvere, e in questo senso le istituzioni credo che abbiano sempre il dovere di ascoltare e di cercare di aiutare a risolvere. L'altra cosa è chiaramente, sappiamo benissimo, una questione annosa del tram che ancora non vede l'inaugurazione, e questo dispiace perché anch'io l'ho seguita quando ero europarlamentare, ci sono stati parecchi intoppi, bisogna dire, ed è un peccato perché rappresenta un simbolo non solo di Trieste, ma una cosa affettiva a cui tutti sono legati, è davvero il tram di Opicina è qualcosa a cui tutti sono affezionati, quindi speriamo di poter vedere quanto prima in servizio e poterne anche fruire. Insomma. È un peccato insomma, non averlo per tutto questo tempo. Allora, poi il signore andava anche sul tema della cabinovia che divide come sempre, no, tra favorevoli e contrari, un po' a metà, insomma, anche i triestini. Tornando invece ai temi europei, spesso i nostri telespettatori ci fanno notare, insomma, che la guerra, purtroppo la guerra in particolare in Ucraina, l'invasione appunto da parte della Russia dell'Ucraina è entrata prepotentemente anche nella campagna elettorale per la questione delle armi, no? Che posizione avete in merito appunto sulla fornitura di armi, sul collocamento poi insieme alla NATO? Ce lo chiedono spesso anche i nostri telespettatori, insomma, interessati al dibattito. Beh, posso dire che il tema viene fuori spesso quando si tratta del Consiglio europeo, adesso ci sarà a fine giugno, ma anche quando si tratta, diciamo, della posizione degli esteri in merito a tutte le operazioni che ci sono, perché non c'è solamente questa, ci sono, ma comunque sempre chiaramente sono tutte operazioni di difesa, quindi noi non siamo assolutamente in guerra, questo è noto. Al tempo stesso dobbiamo però sostenere una realtà che è stata invasa, anche perché abbiamo purtroppo la guerra alle porte, questo sì dobbiamo dirlo, no? Ai confini dell'Unione Europea, quindi è molto rischioso diciamo, ipotizzare che ci possa essere una debacle, che possa esserci una resa, perché comunque poi avremo una situazione molto difficile che si avvicina alla stessa Europa, quindi è da un lato un sostenere una realtà che deve difendersi, in questo senso c'è stata la posizione dell'Unione Europea ma anche dell'Italia, no? Perché alla fine l'Italia ha sostenuto come governo, quello che è in carica, ha sostenuto questa posizione e devo dire che si è incontrato anche a livello parlamentare un consenso piuttosto trasversale, con l'eccezione di alcune realtà, ma non certamente quelle che oggi vediamo sbandierare il no alle armi. Cioè, la Lega non può negare di aver fatto questo tipo di operazione, cioè di sostegno negli ultimi giorni di campagna elettorale, quando in realtà, facendo parte del governo e avendo anche responsabilità in questo senso, non si è mai sottratta al sostegno all'Ucraina, armi comprese. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono sempre Antonio. Ah, ok, che si era arrabbiato prima. Sì. I nostri politici, tutti, di qualsiasi partiti, non sono stati capaci di eleggere un capo dello Stato. L'hanno pregato in ginocchio che facesse altro del settennato. E adesso gli chiedono di rimettersi perché ha difeso l'Italia e l'Europa. Senza l'Europa noi l'Italia sarebbe spacciata via come un primo giramento. Capito, Antonio? Il leghista che ha fatto
quell'osservazione a capo dello Stato, lui dovrebbe rimettersi, lui, perché non è in grado di stare in quel posto dove sta. Capito, grazie per aver sottolineato, insomma, ancora una volta, poi ricordando anche che effettivamente la politica non era stata in grado di eleggere un nuovo capo dello Stato, quindi aveva chiesto proprio a quello attuale, insomma, di fare un altro mandato, no? Sì, e giustamente dice il signor Antonio, è stata l'Italia, ma diciamo il Parlamento a chiedere, i partiti, i gruppi, insomma tutti a chiedere il bis a Mattarella, e la cosa che fa piuttosto specie è che nel giorno della festa della Repubblica che si attacchi il Presidente della Repubblica, quindi si è scelto anche un momento decisamente sbagliato per attaccare su delle parole che peraltro erano assolutamente condivisibili, quindi noi non dobbiamo mai mettere in discussione il senso istituzionale. Possiamo avere idee politiche diverse, partiti diversi, però il senso istituzionale di chi appunto rappresenta con equilibrio il Paese deve essere assolutamente mantenuto, perché questo è un interesse dell'Italia, la sua solidità, il suo equilibrio è un interesse che noi dobbiamo tenerci ben stretti. Un'altra telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Vorrei chiedere all'ospite perché vuole andare in Europa. Se il Parlamento europeo... Non è candidata, c'era già in Europa. Non è candidata, mi scusi. No, c'era già in Europa. C'era già. Bene, allora volevo che mi spiegasse quali erano le funzioni del Parlamento europeo, che da quello che io so e da quello che ho letto non può fare leggi, può solo avvalare quello che la Commissione, che è composta da 27 persone non elette ma imposte dai 27 Stati, e alla fine se insistono nel voler avvalare la direttiva della Commissione, la Commissione prevale e la direttiva comunque viene promulgata. Lo spiegavamo prima, lo spiegava bene. Il Parlamento europeo, unico al mondo che non fa leggi, non serve, è solo un baraccone per far vedere alla gente che non approfondisce che c'è una democrazia che in effetti non c'è. Infatti il primo presidente della Commissione europea era il avvocato di Hitler, uno della SS, uno che ha scritto il manifesto della Allora Gino, adesso prova la nostra ospite che già prima, dopo un'altra telefonata credo, aveva già risposto proprio su questo tema, no? Che torna fuori evidentemente. Sì, ecco, questo è, intanto saluto il signor Gino e lo ringrazio per questa domanda. Dovremmo parlare di più di Europa perché bisogna sbrogliare la matassa, perché l'unico punto è che il Parlamento europeo non ha l'iniziativa legislativa che spetta alla Commissione europea, ma facendo appunto un po' il percorso di prima che abbiamo detto, in realtà quello che succede è che i governi, gli stati danno gli indirizzi, la Commissione europea sulla base di questi indirizzi propone delle direttive o dei regolamenti, dopodiché certo che sì che il Parlamento europeo può fare emendamenti, può fare appunto queste modifiche. Quali sono i soggetti che poi intervengono? Sono il Consiglio, di cui fanno parte i ministri degli Stati, e dall'altra parte i parlamentari. C'è una cosa da dire, e per questo noi diciamo Stati Uniti d'Europa, un'Europa diversa, che effettivamente noi dobbiamo dare più potere al Parlamento, perché oggi è ancora un po' debole, quindi legifera, fa le direttive, fa i regolamenti, fa anche le risoluzioni sui temi ad esempio di politica estera, eccetera, eccetera, però non ha ancora quell'iniziativa legislativa che noi abbiamo invece a livello italiano. Però una cosa a proposito di trasparenza che le persone non sanno è che nel momento in cui c'è un'idea di regolamento, di direttiva, si fa la cosiddetta consultazione pubblica. Io ogni tanto vado a vederle, ci sono dei cittadini, perché non è solamente l'impresa, la categoria commerciale, eccetera, anche i cittadini possono scrivere quello che pensano, cosa che a livello d'Italia non succede, perché adesso noi vedremo i nuovi decreti del Consiglio dei Ministri, nessuno viene interpellato, non c'è un annuncio
sul quale i cittadini, mettiamo che riguardi la stampa, in cui i giornalisti, ad esempio, no? eccetera, le vostre categorie, voi personalmente vi potete esprimere. Quindi in realtà c'è molta più trasparenza e partecipazione di quanto non si possa immaginare, solo che noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farlo sapere, perché se i cittadini non lo sanno, evidentemente c'è ancora un problema. È poco conosciuto, evidentemente, se poi questi temi magari tornano spesso a galla in occasione poi delle campagne elettorali, dei dibattiti insomma politici in vista del rinnovo appunto delle istituzioni europee. Si dice spesso appunto non c'è democrazia, no? Facendo un po' di tutta l'erba un fascio in qualche modo, no? Però alla fine forse è l'informazione proprio, no? Che l'informazione, perché poi io ringrazio voi che fate informazione, però effettivamente anche l'informazione da Bruxelles non c'è, no? È troppo poca, e quindi in realtà poi quello che noi arriva sono un po' di fake news miste, tante cose che ci fanno arrabbiare, perché è chiaro che anch'io se sento dire certe cose che così magari sbagliate posso anche arrabbiarmi, però l'interesse del cittadino è avere l'informazione corretta, dopo la può pensare in una maniera o nell'altra, però l'importante è avere tutte le informazioni, perché oggi purtroppo non ci arrivano. Farsi un'idea proprio sulla base però di dati, no? Di notizie reali. Certo, perché fin tanto abbiamo qualcuno che pensa che il Parlamento non faccia le leggi, io posso comprendere, perché comunque le notizie ancora non sono evidentemente così trasparenti e forti, per cui le persone poi ce l'hanno con l'Europa perché non fa le cose o le fa sbagliate. E poi l'impressione è quella anche di avere poca voce in capitolo, mentre magari un po' più di voce di quella che si pensa forse ce l'abbiamo. Insomma, dobbiamo sfruttarla un po' meglio. Dobbiamo sfruttarla un po' meglio, questo è un fatto. Allora, siamo giunti quasi al termine di questa puntata, allora io ringrazio molto Isabella De Monte per essere stata con noi, lo ricordiamo ancora una volta, di Italia Viva, che in Europa, non Isabella De Monte, ma Italia Viva corre come Stati Uniti d'Europa, no? Ricordiamolo ancora una volta, proprio mettendo nel proprio nome tutta un'intenzione, un programma, chiaramente. Grazie, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Sveglia Trieste torna domani mattina alle 7 puntuale come sempre. Grazie e buona giornata.